Un cordiale buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca. Ben trovati all'appuntamento con la rassegna stampa. È giovedì 15 gennaio. Le prime pagine, come al solito, il Corriere della Sera apre con questo titolo, virgolettato, cioè le affermazioni del Presidente della Repubblica, dando l'addio al Quirinale e a colloquio con i suoi collaboratori. Ho sorriso poco, scusatemi, ha detto Giorgio Napolitano, lasciando il Quirinale dopo 2 mandati. Parlamento convocato dal 29 gennaio per l'elezione del successore. Cosa lascia, secondo Paolo Franchi, il riformismo della volontà? Una splendida formula, il contrario di quello che si scrive. In politica non esistono eredità, scrive Paolo Franchi, che è uomo di mondo, ha fatto 3 anni di militare a Cuneo e la sa lunga. La critica davvero ingiusta è invece il titolo dell'editoriale di Antonio Polito. Comprensibile l'ostilità contro Napolitano da parte degli antipolitici, coloro i quali hanno sperato che la crisi sfociasse in un collasso delle istituzioni per sostituirle con qualcos'altro, un'ondata di rabbia e disprezzo per partiti e Parlamento che Napolitano ha affrontato di petto. Meno comprensibile l'ostilità da Berlusconi e dagli ambienti a lui vicini. Da qui le critiche sono ingiuste, quelle berlusconiane. Sempre poi dal primo piano del Corriere della Sera e sempre sul Capo dello Stato parla Arrigo Levi, giornalista, saggista e consigliere del Quirinale. I 9 anni di presidenza, certo che ne è valsa la pena. C'era in gioco l'interesse nazionale e per Napolitano contava più di tutto. Nell'aprile 2013, racconta ormai anziano giornalista, mi presentai per sentire cosa pensava delle molte pressioni affinché restasse al suo posto. A questo punto, racconta Levi, Napolitano mi tira fuori un sacco di documenti clinici, medici, un pacco di referti medici e mi dice: ma allora non hai capito? Non sai che non sto bene? Che ho altro a cui pensare? Ecco perché sono indisponibile a fare per la seconda volta il Presidente della Repubblica. Ma passate 24 ore, racconta ancora Levi, si sentì obbligato a cedere, sciolse la riserva, fu rieletto e da allora sembrò dimenticare tutto. Sa che malattia aveva il Presidente o ha il Presidente della Repubblica uscente. Sempre poi dalla prima pagina del Corriere della Sera, quel pozzo senza fondo degli sperperi nei comuni, l'inchiesta della ricomposta coppia Sergio Rizzo e Gian Antonio Stella. Comuni quali, dove, in che zone? Non si sa, in generale va bene così, varie, eventuali e generiche, manca solo questo nelle voci dei bilanci dei comuni italiani. Per il resto c'è tutto, con leggende così fumose che ti chiedi cosa diavolo c'è sotto, per esempio rimborso anticipazioni di cassa, cioè, scrivono Rizzo e Stella. 4 miliardi e mezzo di euro, come l'IMU sulla prima casa, lo rivela un nuovo sito da oggi online, dove i cittadini possono finalmente confrontare quanto spendono per le stesse cose, dal materiale di cancelleria alle piante da vivaio, gli oltre 8.000 municipi italiani. Alleluia, perché purché questo lavoro venga aggiustato con l'obbligo su troppe voci di uscire dall'indefinito. È l'aggettivo giusto, mettiamola così. Il comune che investe in matite quello che sperpera per le liti, un sito web soldipubblici.mgpf.it mette a confronto i bilanci delle amministrazioni con una utilità poi concreta per il cittadino molto da discutere, ma va bene così, se no non c'è la casta, che è naturalmente radicata nei comuni, a prescindere dal fatto che bisogna analizzare comune e comune, perché i comuni non sono tutti uguali e non sono nemmeno tutti nelle stesse condizioni lungo la penisola. Ad ogni modo, troppo lungo il discorso, andiamo per la breve perché si fa così oggi, si twitta. Sempre dalla prima pagina del Corriere della Sera, via libera della Corte di Giustizia europea all'acquisto illimitato di titoli di Stato attraverso il programma OMT, che sta per Outright Monetary Transactions, vale a dire transazioni monetarie dirette. È il programma annunciato dal presidente della BCE, Banca Centrale Europea, Mario Draghi, nell'estate 2012 per salvare l'euro. O meglio, il quantitative easing, se vi è più facile. Se non vi piace outright monetary transactions, potete tranquillamente dire quantitative easing. L'acquisto, cioè massiccio, di bond,
di titoli di debito sovrano incluso, che la Banca Centrale Europea prepara da mesi e potrebbe essere votato già giovedì. È compatibile, ha detto la Corte di Giustizia Europea, in linea di principio con i trattati europei se vengono rispettate alcune condizioni. Rientra dunque nel mandato di politica monetaria della Banca Centrale Europea. Insomma, la banca può comprare titoli di Stato. In sintesi, però fa più fino dire outright monetary transactions o quantitative easing. Mario Draghi, i sospetti tedeschi, le scelte italiane, l'intervista a Die Zeit, che poi viene pubblicata per intero da un altro quotidiano oggi. Draghi respinge l'etichetta di essere un agente dell'Italia, non ce ne eravamo accorti, e dice di voler rispondere con i fatti. Il primo fatto è che il mandato della Banca Centrale Europea è garantire nell'Eurozona una stabilità dei prezzi che al momento non c'è. Chiudendo la prima pagina del Corriere della Sera, in Francia Dieudonné, processo al comico antisemita che aveva inventato il gesto del saluto nazista rivolto verso il basso e non verso l'alto, fermato per poche ore, poi va in scena, ha solidarizzato con i killer della strage di Parigi. Scarcerato ieri sera, regolarmente in scena a Parigi col suo spettacolo teatrale, ma il caso del comico francese Dieudonné, fermato ieri mattina, rinviato a giudizio poche ore dopo per apologia del terrorismo, resta aperto. L'attore, noto per le prese di posizione provocatorie dai toni esplicitamente antisemiti, cioè antiebraici, aveva scritto su Facebook «Je suis Charlie Koulibaly», il cognome dell'attentatore del supermercato ebraico di Parigi. Dobbiamo difendere la libertà di espressione, anche la sua, scrive Pierluigi Battista sul Corriere della Sera. Libertà di parola anche per Dieudonné. Nel mondo della tolleranza, quello che vogliamo, il suo linguaggio malato va contestato e non trasferito in galera, scrive Battista. Infine, la guerra è dentro l'Islam, lo dice il custode di Terra Santa, Pier Battista Pizzaballa, francescano. Non è in atto uno scontro di civiltà, questa è innanzitutto una guerra interna all'Islam. Lo dice il francescano da 11 anni, custode di Terra Santa. Chiudendo, Luigi Ferrarella si occupa del CSM che ha deciso sulla lite Robledo-Bruti Liberati, la mediazione del vicepresidente del CSM Legnini. Il pubblico ministero Robledo andrà per un anno alla Procura di Venezia, tornerà a Milano solo quando il capo Bruti Liberati sarà in pensione. Il primo piano del Corriere della Sera è poi dedicato, oltre la prima pagina, tutto al dopo napolitano e al napolitano pure, lacrime napolitane, è il titolo del pezzo di Marco Travaglio, che poi leggeremo, credo, con gusto, come quasi sempre. Il grande abbraccio, così questi anni mi hanno cambiato, racconta il Presidente della Repubblica tramite la penna del quirinalista del Corriere Marzio Breda. La firma della lettera con le dimissioni, il picchetto d'onore, il saluto allo staff. Si apre la successione il 29 gennaio, la prima seduta dei grandi elettori. La mano destra sugli occhi durante l'inno. Le parole di Napolitano ai collaboratori: scusate se non ho sorriso abbastanza. Sappiate che vi sono davvero grato e che vi avrò sempre cari per l'aiuto che mi avete dato. Nello staff rispondono: ne abbiamo passate, Presidente? Del resto nessuna istituzione è un'isola del sublime. Guardate quanto è bella l'Italia, quanto è piena di poesia questo paese. La soddisfazione per le ultime lettere di commiato giunte dall'Italia e dal mondo, l'emozione del capo dello Stato che fa emergere un tratto affettuoso, ci racconta, commosso a sua volta e commuovendo noi, Marzio Breda. È festa nel Rione Monti per il ritorno a casa e alla normalità. Sabato il bentornato preparato dai negozianti, dai vicini di casa, altro che, come scrivono quei cattivoni di Libero, i vicini non gradiscono il ritorno, soprattutto della signora Crio. Sono in festa i vicini per il ritorno nel Rione Monti a casa sua del Presidente della Repubblica, che non vedeva peraltro l'ora di tornare a casa, l'ha detto lui. Quelli di Libero sono proprio maligni. Gli vogliono un bene della Madonna i vicini di casa al Presidente della Repubblica Napolitano. E sempre dal primo piano del Corriere della Sera, naturalmente, c'è il punto di Massimo Franco, la nota politica, e il premier Renzi cerca di esorcizzare lo spettro di un PD lacerato anche sull'elezione del prossimo Presidente della Repubblica. Il primo giorno di Piero Grasso, tutto goduto, grande responsabilità, dice Grasso, il supplente, il capo dello Stato, raggiunge a piedi Palazzo Giustiniani, il saluto al Senato. A qualcuno non mancherò, dice con un'ombra di autoironia e di ironia il Presidente del Senato facente funzioni di capo dello Stato. Il nuovo Presidente arriva a fine mese, ha garantito
Renzocchio, come lo chiama qualcuno, fondendo il cognome di Renzi col nome di Pinocchio, il quale premier ringrazia Napolitano e dribbla le domande sul totonomi. Adesso serve un arbitro, un garante, dice Renzi, che poi avverte Berlusconi. Nessuno ha diritto di veto e noi, se Berlusconi non ci sta, potremmo scegliere il successore da soli. A quali personaggi mi ispiro? Ha detto Renzi, a Bob Kennedy, ma spero di non fare la sua fine. Che simpatica ironia, anche questa, è piena di ironia e di poesia, l'Italia. L'articolo in retroscena di Francesco Verderami sul Corriere della Sera ci racconta della rete del Premier che mantiene i contatti con tutti i candidati. Si fa largo Veltroni, purtroppo è morto Andreotti perché, come tutti sanno, i migliori sono sempre quelli che se ne vanno, altrimenti sarebbe stato un nome perfetto per l'Italia contemporanea. Veltroni del resto è sempre stato molto amico anche di Berlusconi nella sostanza, potrebbe essere. Senza di noi non passa nessuno, dice Berlusconi, che chiede unità ai suoi senatori e oggi vede Fitto, inteso come Raffaele, per provare a ricucire con l'ex presidente di Puglia ed ex ministro, appunto Fitto. Al raduno con i club conferma Berlusconi il patto del Nazareno e dona 20.000 euro a un'anziana. Anziani, fatevi sotto. Il presidente dei senatori di Forza Italia, Paolo Romani, afferma a sua volta si può chiudere alla quarta votazione. Il dissenso interno spesso serve per resistere, dice filosoficamente Romani. Il presidente deve avere il consenso di tutti perché andrà oltre la legislatura, ammesso che si arrivi a scadenza di questa legislatura. La minoranza del PD intanto fa muro sulla legge elettorale, l'altro argomento in circolazione, siamo pronti a non votare l'Italicum. No alle opposizioni sul rinvio a dopo l'elezione per il Quirinale. Intanto si apre un'inchiesta sulle primarie del Partito Democratico ad Albenga, in Liguria. In un seggio arriva addirittura l'anticrimine, i garanti del PD prendono tempo, minacce a un collaboratore di Cofferati. Lo staff della vincitrice, Raffaella Paita, renziana burlandiana, dice che la vittoria doveva già essere proclamata. Cosa stiamo ad indagare? L'anticrimine, minacce, tutte queste storie. Ho vinto, punto e basta. Non si può discutere il risultato, dice Raffaella Paita. Ci sono poi 2 pagine dedicate alla Eurotower, perché naturalmente l'outright monetary transaction e il quantitative easing non possono fare a meno della Eurotower, vale a dire che la Banca Centrale Europea comprerà titoli di Stato, forse dove, vedremo come. Può acquistarli, dicono i giudici della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, e Draghi è ferito dai sospetti dei tedeschi. Stiamogli vicino, mandategli mail di sostegno al presidente della BCE che deve fare il quantitative easing con l'outright monetary transaction all'insegna della Eurotower. Mio padre mi insegnò il rigore, dice Mario Draghi. Il rischio di una deflazione è ancora basso, ma maggiore di un anno fa. L'euro è irreversibile, aggettivo già usato da Draghi, Monti e tutta questa bella compagnia di confratelli, che significa che l'euro è come la morte, irreversibile. La Banca Centrale Europea non ha possibilità di azioni illimitate in vista del direttivo del 22 gennaio, dice Mario Draghi. Meditare su questa frase epocale. I consumi intanto sono fermi, perché sono fermi anche i portafogli. E peraltro Renzi ne ha detta una bellissima l'altro giorno a questo proposito, ha detto: ma ragazzi, ma vi siete resi conto, signori miei, anzi, vi siete resi conto che io ho fatto ricchi gli italiani? Perché questi continuano a risparmiare, non spendono. Dunque sono più ricchi, dice Renzi, secondo una logica economica elementare. Se uno non spende vuol dire che tiene in tasca i soldi, quindi è più ricco. Ma avete capito che io vi ho fatto ricchi, ha detto Renzi? Il fatto che uno non spenda perché i soldi non ce li ha più non è contemplato in questa ipotesi di politica economica ottimistica, diciamo così, o twitteristica o selfistica, chiamatela come volete, però uno può ragionare benissimo così. Non spendete vuol dire che li tenete in tasca. Se li tenete in tasca siete ricchi. Avete cresciuto il vostro patrimonio, accresciuto il vostro patrimonio in questi anni. Grazie Renzi. Intanto, dopo i tagli, le addizionali delle regioni vanno al massimo, è il federalismo italiano, aliquota al 3,33%, i piemontesi sono quelli che pagheranno di più. Il Piemonte è al top per le addizionali regionali. In Lombardia invece gli sgravi più alti, cioè si paga di meno. Quest'anno viene ampliata al massimo l'autonomia tributaria delle regioni. Finalmente il federalismo, che significa poter mettere più tasse, oltre a quelle che già ci sono. Dopodiché si apre sul Corriere della Sera la pagina degli esteri, dominata naturalmente dai fatti di Parigi. Un video di Al-Qaeda dove
Un signore regolarmente barbuto e inturbantato ha detto che a ordinare l'attacco è stato il capo di Al-Qaeda Ayman al-Zawahiri, egiziano. La filiale yemenita si attribuisce la strage di Parigi. Un arresto negli Stati Uniti, un uomo preparava un attentato al Congresso, al Parlamento americano. È legittimo chiedersi perché abbiano atteso così tanto tempo prima di agire, scrive Guido Olimpio. La sepoltura impossibile dei 3 assassini è raccontata da Marco Imarisio per il Corriere della Sera. I cimiteri francesi respingono le salme dei 3 assassini di Parigi. Il timore è quello di un pellegrinaggio di fanatici musulmani. Potrebbero finire accanto alla tomba della vittima, Ahmed. Il prefetto dell'Hauts-de-Seine teme conseguenze devastanti sui giovani delle banlieue. E intanto si è scoperto che la sorella dell'attentatore, dello stragista del supermercato ebraico di Parigi, è una piccola star televisiva. La sorpresa Koulibaly, Maimouna, 39 anni, sorella di Ahmedi, uno dei fondamentalisti islamici che hanno insanguinato Parigi, è di casa in TV ed è anche una geniale promotrice della Booty Therapy, un successo dai 2 lati dell'Atlantico, una danza di origine africana tutta incentrata sui movimenti del fondo schiena. Dai video su YouTube fino ai talk show, la disciplina, rivisitata dalla sorella dell'attentatore di Parigi, Maimouna, ex animatrice della rete Truss, trae origine dal Mapuka, ballo tradizionale della Costa d'Avorio, a cui si ispira il twerk, spesso associato ai balli sexy di Miley Cyrus o Nicki Minaj, nulla di più distante dai precetti fondamentalisti del fratello Ahmedi Koulibaly. Sempre poi dal Corriere della Sera, Libertà o reato, il comico Dieudonné, antisemita, antiebraico, divide la Francia. Il comico andrà a processo il mese prossimo, aveva solidarizzato con gli autori delle stragi. Per tutto il giorno in stato di fermo, la sera torna in scena. Nel paese più di 50 indagati in Francia. I giovani islamici sono in crisi, il jihad dà loro un senso di identità, dice l'indiano Kenan Malik, che ha insegnato storia della scienza a Cambridge, esperto di razza e pluralismo, ha scritto dalla fatwa al jihad sul caso Rushdie. C'è poi una lunga chiacchierata sul Corriere della Sera di Marco Garzonio con il custode di Terrasanta, il francescano padre Pier Battista Pizzaballa, teologo e biblista, nato 49 anni fa nella Bergamasca, a Cologno al Serio. È stato nominato custode di Terrasanta nel 2004 e poi riconfermato. È arrivato a Gerusalemme 25 anni fa. È stato il regista della preghiera comune per la pace in Medio Oriente tra ebrei, cristiani e musulmani, voluta dal Papa al ritorno dal viaggio in Terra Santa. Non esiste lo scontro di civiltà, dice il custode di Terra Santa. Questa è una guerra interna all'Islam. Noi religiosi dobbiamo evitare assolutizzazioni e fanatismi. In questo contesto è soprattutto il mondo musulmano che ha molto da fare, ma qualcosa comincia a muoversi. Islam moderato, dice ancora padre Pizzaballa, è un'espressione molto europea, risponde al nostro bisogno di semplificazione. Dobbiamo conoscere meglio l'Islam, realtà molto complessa in quella galassia. Non tutto è fanatismo, non tutto è ISIS, per carità. Certo ci vuole un grande sforzo da parte dell'Occidente. E sempre dal Corriere della Sera, la procura antiterrorismo, di cui si discute in Italia, fra dubbi e ostacoli. I magistrati vanno al vertice con Alfano e Orlando, i ministri di Interno e Giustizia. Meglio dare più poteri all'antimafia, è l'orientamento. Il ruolo dell'intelligence in discussione. 16 procuratori distrettuali antimafia, titolari di inchieste sull'eversione interna e internazionale, al tavolo con i ministri di giustizia e interno, sostengono all'unanimità che non serve una nuova procura nazionale antiterrorismo, un nuovo ufficio giudiziario. Sarebbe sufficiente, dicono i procuratori antimafia, affidare poteri di coordinamento anche sul terrorismo alla super procura antimafia che già esiste, con aumento contenuto dell'organico. C'è poi l'articolo inchiesta di Fiorenza Sarzanini, sempre sul Corriere a pagina 23, la confessione di un miliziano islamico pentito, così ci addestrano a odiare la vita, un lavoro regolare usato come copertura, rientrati in Italia 5 foreign fighters, cioè 5 persone andate a combattere in Siria ora o Iraq e residenti o cittadini italiani. Il tunisino Gelassi Rihad, il miliziano pentito, è stato reclutato e addestrato per diventare jihadista. Nel 2010 con 2 connazionali decide di raccontare tutto ai carabinieri del ROS. La sua confessione consente di sgominare una cellula in Puglia e ricostruire legami con altri gruppi a Roma, Milano, Francia e Belgio.
Il bersaglio civile viene privilegiato, racconta il pentito, allo scopo di seminare il panico nella popolazione. Il terrorista fa una vita di doppio senso. La vita del terrorista è un'altra vita normale, va al lavoro se ha lavoro in regola, anzi è preferibile avere lavoro in regola come copertura, perché l'extracomunitario che lavora e contribuisce allo Stato è apprezzato, dice il pentito tunisino Gelassi Rihad. Una voce di dentro, racconta Sarzanini, perché lui è stato reclutato, addestrato e poi nel 2010 con altri 2 tunisini ha deciso di raccontare ai carabinieri del ROS la vita di un jihadista, il lavaggio del cervello, i bersagli civili, i contatti con il Pakistan in questo caso. Ma andiamo avanti dal Corriere della Sera con la pagina delle cronache. Spese all'Ikea per il compleanno coi soldi del PDL, la Corte dei Conti ha detto che Nicole Minetti, qualcuno la ricorderà forse, dovrà restituire 13.000 euro. Ma c'è anche un altro caso che ha a che fare con furbizie varie e riguarda tutta la famiglia del premier Matteo Renzi. L'ha raccontato in questi giorni in particolare Davide Vecchi sul Fatto Quotidiano. Oggi se ne deve occupare anche il Corriere della Sera, perché ieri il Consiglio regionale della Toscana ha dovuto occuparsene sulla base di un'interrogazione di Fratelli d'Italia. L'azienda in questione e le furberie in questione partono dal papà del premier, Tiziano Renzi. L'azienda di Tiziano Renzi, se necessario agiremo, dice il presidente della Toscana Rossi. Finanziamenti alla società del padre del premier, interviene Rossi, ma con un giro poi di cessioni della società medesima tra moglie, sorelle di Renzi e cognato di Renzi e via dicendo, che è tutto da raccontare. Questo lo dobbiamo raccontare veramente a parte, perché è un quadretto di italica furbizia fantastico che riguarda direttamente il nuovo che avanza, quello giovane, quello nuovo, quello trasparente, quello diverso, cioè il Presidente del Consiglio e la sua famiglia. Il Fatto riassume in prima pagina in maniera più efficace la vicenda. La regione toscana lo ha ammesso: finanziamenti irregolari. Papà Renzi finisce in un mare di guai. Tutta la famiglia Renzi finisce in un mare di guai, perché si sono giostrati sta società in modo da succhiarsi la parte sana e lasciare a Pantalone, cioè a noi, la parte coi debiti, come poi racconteremo a parte. Ma anche il Corriere della Sera a questo punto è costretto, diciamo così, a occuparsene. Una società che cambia proprietari pur rimanendo in famiglia e poi chiede un finanziamento con coperture e garanzie pubbliche offerte dalla finanziaria della regione toscana e poi si trasferisce a Genova. Cioè si succhia la parte sana, si lascia la parte che è sotto mutuo, cioè indebitata, tanto paga Pantalone. Questo in sintesi la storia che riguarda la famiglia Renzi. In poco tempo la società cambia genere, da maschile diventa femminile e poi ritorna maschile. Perché? Perché come piccola media impresa femminile aveva diritto a una super agevolazione sul mutuo. Sono furbi in casa Renzi, non sono mica nati l'altro pomeriggio, sembrano tutto sommato inezie amministrative e invece questi cambi, questi trasferimenti repentini, insieme alla divisione dell'azienda in 2 rami, il ramo buono e il ramo cattivo, avrebbero un valore monetario non proprio irrilevante, fino a 263.000 euro, come i 300.000 di contributi che abbiamo pagato noi a Renzi, che si è messo in aspettativa dall'azienda, sempre di famiglia, in vista della sicura elezione a presidente della provincia di Firenze. Intanto gli abbiamo dato i contributi non più come Cococò, fino al giorno prima era un Cococò. Quando è stata certa la sua candidatura, ergo la sua vittoria, è diventato dirigente e noi gli abbiamo pagato i contributi da dirigente. Sono furbi in famiglia Renzi, non sono nati l'altro pomeriggio. Dunque, distinzione fra la parte buona e quella cattiva dell'azienda, valore monetario dell'affare fino a 263.000 euro. Tutto ciò potrebbe aver violato le regole di Fidi Toscana. È la finanziaria della regione toscana che garantisce con soldi pubblici le imprese in difficoltà in cerca di finanziamento. Se poi alla vicenda si aggiungono i nomi di Tiziano Renzi, delle figlie, sorelle del premier, Matilde e Benedetta Renzi, della moglie, mamma del premier, Laura Bovoli, e se si aggiunge che la regione toscana ammette qualche presunta irregolarità sulle procedure, ecco che tutto diventa un nuovo caso, scrive il Corriere della Sera, che poi alle pagine 32 e 33 ci porta l'inchiesta di Sergio Rizzo e Gian Antonio Stella, cioè i comuni fanno schifo, le regioni fanno di schifo di più, Stato buono, Stato molto buono, Stato centrale. Sempre dal Corriere della Sera, però chiudiamo con pagina 57, scuserete il sarcasmo, ma è un modo per sopravvivere.
e anche per leggere i giornali. Se poi non piace uno può sempre girare al canale, per carità. Non è espressione di un giudizio, è espressione di uno stato d'animo. Questa è bella però, pagina 57, Sergio Romano, che qualcuno continua a definire ambasciatore, come la carica di deputato, no? Uno onorevole rimane a vita anche se non lo è più. Ad ogni modo, ambasciatore o non ambasciatore, Sergio Romano è colui che oggi risponde alle lettere del Corriere della Sera ed è un intellettuale, un maître à penser molto reputato, nonché riverito. Libertà di espressione sì, ma con giudizio, risponde Sergio Romano a una lettrice che pone il tema della libertà di espressione. Libertà di espressione sì, ma con giudizio si può secondo voi volgarmente tradurre in libertà vigilata? Con ciò lasciamo il Corriere della Sera con peraltro le multe, i caos e le code incredibili in via Friuli 30 a Milano, dove c'è l'ufficio del comune, perché sono arrivate 800.000 sanzioni arretrate ai milanesi, praticamente a 1 su 2, compresi gli immigrati e i bambini. 800.000 sanzioni arretrate, tutte d'un botto, tutto un bot, come si direbbe in lingua locale. Uffici al collasso, errore gli avvisi di blocco, dice il comune, però l'errore l'abbiamo fatto lo stesso. Attese di 4 ore, la protesta dei cittadini, l'assessore Granelli si scusa per i disagi, il servizio sarà potenziato, dice ai cittadini. Che è bello in Italia, cioè, è sempre così, uno dice errore, mi scuso, intanto però in quel posto, nella saccoccia destra e in quella sinistra, te lo prendi tu. Sempre dalla prima pagina della cronaca milanese del Corriere della Sera, la riforma della sanità lombarda già arenata, testo da riscrivere, stop alla legge, ma Maroni dice rimediamo subito, immantinente. A proposito di cronaca milanese, il giornale si occupa del sì agli islamici, ma no ai pubblici ministeri antiterrorismo, D'Ambruoso e Salvini che non è parente di, ma è Guido Salvini, magistrato, che ha scritto l'altro giorno un bellissimo articolo in prima pagina sul Libero a proposito delle affermazioni di Michele Serra che equiparava le BR col terrorismo islamico. Non regge, ha scritto Salvini argomentando il tutto. In ogni caso, alta tensione a Milano perché dopo l'eccidio di Parigi si fa complicata la discussione, scrive il giornale, sul progetto del sindaco Pisapia per la nuova moschea. A parlarne oggi in regione è stato convocato il CAIM, il coordinamento delle associazioni islamiche, ma l'assessore regionale Beccalossi chiede di capire se al suo interno siano presenti gruppi inseriti nelle liste nere. In comune invece il PD, col presidente della commissione sicurezza Ghezzi, si rifiuta di invitare Stefano D'Ambruoso e Guido Salvini, 2 magistrati noti come esperti di terrorismo anche islamico. Il tutto all'insegna della libertà di opinione, anche qui. La Stampa di Torino apre naturalmente con il Quirinale, la lista di Renzi, pubblicità. Non riesco a immaginare la mia vita senza di lei. È il mio primo pensiero quando mi sveglio e l'ultimo quando vado a dormire. Ci ho messo anni per trovarla, ma è stato amore a prima vista. L'ho sistemata e ora fa che è una meraviglia. Uso regolarmente esso Supreme Diesel perché contribuisce a migliorare l'efficienza dei motori diesel e ridurne le emissioni. Lo consiglio a tutti quelli che entrano nella mia officina. Vero, Rita? Nuovo esso Supreme Diesel. Te lo consiglia Aldo. Provalo subito. Limitazioni e condizioni su carburanti.esso.it. Ci sono un tedesco, un giapponese e un italiano. Il tedesco sa scalare le montagne e attraversare le foreste. Il giapponese sa guardare i fiumi e torrenti impetuosi. L'italiano ha già fatto tutto questo e ora se ne sta comodo in città perché sa fare una cosa meglio degli altri. Parcheggiare! Panda Cross, il SUV tascabile. Fiat Panda. Oggi con la formula Eco-Free Panda GPL tua a 9.750 euro con clima, radio Bluetooth e ESC. Offerta valida fino al 31 gennaio. Salvo approvazione Sava. TAN 595 TAG 907. Info e condizioni su fiat.it. A scuola di business. Oggi musica. Come accordare tecnologia, efficienza e convenienza con un'occasione imperdibile. Fino al 31 marzo con i furgoni Transporter e Caddy il pacchetto Tech and Sound è in omaggio. E da oggi gli strumenti giusti per il tuo lavoro sono ancora più accessibili. Per te finanziamento a TAN 0 e TAG 239 e polizza furto e incendio per un anno gratuita. Questa sì che è musica. Volkswagen Veicoli Commerciali. La prima regola per lavorare bene. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, chiama il numero 02 66 23 44 22. E torniamo allora alla prima pagina della Stampa con la Renzi's List, la lista di Renzi per il Quirinale. Punta su Visco, inteso non come Vincenzo
il vecchio ministro dell'economia, il ministro dell'economia dei governi Prodi, come Ignazio, napoletano anche lui, classe come Giorgio Napolitano, classe 49, designato dal governo Berlusconi governatore della Banca d'Italia nel 2011. Tomo, cacchio, Visco avanza, secondo la Stampa, verso il Quirinale. Ma ci sono anche Mattarella, che è un caso incredibile, questo politico mediatico, psicologico, psicanalitico, fantasmatico, uno che si dubitava che facesse ancora politica. Credo che la maggior parte dei cittadini pensasse che Mattarella fosse già tranquillamente in pensione, e invece no, salta fuori Sergio Mattarella, palermitano, classe 41, 3 volte ministro, dal 2011 giudice della Corte Costituzionale, e scusate se è poco, Sergio Mattarella salta fuori anche lui come candidato. Poi c'è Walter Veltroni, sembra essere forse il candidato più possibile, e Piero Fassino, che però a occhio è quello più debole del gruppo. Punterebbe però Renzi su Visco, Ignazio, giusto per assicurare la napoletanità di nuovo in continuità, rinnovamento nella continuità, come diceva Togliatti, al Quirinale. Non accetto veti da nessuno, nemmeno dal mio partito, dice Renzocchio. Il 29 il primo voto per il successore di Napolitano. Mentre sulla legge di stabilità, che sarebbe poi la vecchia finanziaria, l'Unione Europea dice a Roma, cioè all'Italia: a febbraio vi facciamo un nuovo esame sui conti. Non sono finiti gli esami per il governo Renzi sulla legge di stabilità. Per ottenere uno sconto sull'entità del risanamento e avere il via libera alla legge, il Ministero del Tesoro deve presentare all'Unione Europea entro il 5 febbraio un ulteriore aggiornamento su crescita, bilancio e riforme. Che lavoro di M, che è il Ministro dell'Economia in Italia. Ma a novembre il debito è salito a 2.160 miliardi. Per quanto concerne la Presidenza della Repubblica, poi, Marcello Sorgi ci dice che il metodo qui va cambiato. Gli è tutto sbagliato, gli è tutto da rifare, dice Marcello Sorgi, che peraltro non è fiorentino ma palermitano. Le dimissioni di Giorgio Napolitano dalla Presidenza della Repubblica, la lunga vigilia che precederà le votazioni per scegliere il successore, potrebbero essere l'occasione per riflettere, oltre che sul ruolo del capo dello Stato, sul metodo davvero arcaico con cui lo si elegge in Italia. L'ordalia era un metodo arcaico. Perché non ripristiniamo l'ordalia per l'elezione del Presidente della Repubblica? Cioè prove rischiose, a rischio della vita, chi sopravvive diventa il Presidente della Repubblica, perché a volte i metodi arcaici non sono mica male. In nessun paese del mondo la più alta carica istituzionale viene assegnata così, scrive Sorgi. Perfino in Vaticano, dove la scelta del Papa è affidata allo Spirito Santo, i cardinali, prima di riunirsi in conclave e lasciarsi illuminare, scrive Sorgi, affrontano nelle congregazioni giorni e giorni di discussioni, ricavandone il programma, le candidature, eccetera. E per fare un altro esempio, anche in Germania, dove il Presidente della Repubblica ha funzioni assai più simboliche di rappresentanza del nostro, l'elezione viene preceduta da un dibattito parlamentare. Da noi invece niente di tutto questo, scrive Sorgi. La corsa al colle è rimasta quel rodeo che in quasi 70 anni di Repubblica ha visto gli avvicendamenti consumarsi in un clima di agguato e tradimenti, con candidati designati attirati in trappole sanguinarie, presidenti eletti usciti dal cilindro come conigli, senza alcuna preparazione, confronto, programmi, e sul filo di emergenze e incertezze destinate a riflettersi sui settennati. Peraltro, può anche aver ragione Sorgi, però, visto che il Presidente della Repubblica ha una funzione di garanzia, che poi non è stata praticamente rispettata dagli ultimi Presidenti della Repubblica, in niente, forse non l'è stata mai, ma in particolare negli ultimi 15-20 anni, e con Napolitano al massimo grado. Napolitano è come Lucio Silla, dittatore di Roma a vita, ha fatto quello che ha voluto onestamente, certo ha salvato l'Italia, c'era il baratro, se non c'era lui e Mario Monti noi eravamo già dentro un bel baratro e c'erano cresciuti anche i rovi sulla testa a questo punto, perché eravamo caduti nel baratro già dal 2011, in 3 anni hai voglia come eravamo conciati, se non c'erano questi due che ci salvavano la ghirba. Benissimo, però a fronte di questo, in teoria, secondo quella roba là che è la Carta Costituzionale, secondo quell'ammasso di parole che è la Costituzione italiana, che non è stampata
non è stata stampata su carta crespata fine, purtroppo per alcuni, però in ogni caso quella roba là dovrebbe essere la carta costituzionale, la Costituzione. Il Presidente della Repubblica avrebbe funzioni di garanzia e sono rigidamente elencati i suoi compiti. Dunque, che bisogno c'è di presentarsi con un programma? Sarebbe ben strano che uno si presenta con un programma, cioè i candidati presidenti della Repubblica, dice Sorgi, dovrebbero almeno fare dibattito, presentare il programma, le candidature, ma insomma i compiti sono tassativamente elencati e non sono 300, ma pochissimi, dalla Carta Costituzionale. La funzione è quella di garanzia, ci vuole un uomo giusto più che un programma e un confronto fra candidati, se no trattasi di Repubblica presidenziale. Però è bello questo impulso al dibattito, perché scrive Sorgi, il dibattito potrebbe sorgere, questa potrebbe essere l'occasione per dibattere, per ragionare, eccetera. A proposito di dibattere e ragionare, c'è l'Andreas Version in prima pagina sul Foglio di oggi. Andrea Marcenaro si occupa proprio di questo concetto tipicamente italico, al centro dell'Italia, il dibattito, parlare, confrontarsi, eccetera. È una guerra, scrive Marcenaro nella sua rubrica sul Foglio, l'Andreas Version. È una guerra, anzi no, è un serio conflitto, ma non è terrorismo, o forse sì, ma scatenato da chi però? Dall'Islam o da una minoranza di estremisti che usa l'Islam per opprimere la maggioranza dei fedeli dell'Islam che vuol vivere in pace e si fa scudo quindi dell'Islam? O è il figlio naturale dell'Islam? Che picchi in Occidente, su questo non ci piove, ma è per abbeverare il cammello a San Pietro che sta menando o pesta San Pietro per prendersi i cammelli? Sarà figlio del colonialismo, tra l'altro? Sarà figlio del Corano, delle bombe di Bush, di un'indigestione del suocero di Maometto? Approfitterà dell'identità perduta dai nemici perché è causa della loro debolezza? O aborre l'idea stessa che la di lui mogliera possa spassarsela col relativismo? O tutte e due? E ancora usano il mitra, quei coglioni, senza capire che qui intanto moriremo tutti di dibattito, scrive Andrea Marcenaro. Tornando invece alla Stampa, a centro pagina, l'identikit del governatore di Banca d'Italia prende corpo, è la carta coperta di Palazzo Chigi di Renzi, Ignazio Visco, il governatore della Banca d'Italia, che napoletanamente tomo cacchio appunto s'avanza verso il Quirinale, sarebbe il candidato principale di Renzi secondo il quotidiano torinese. Dopodiché in prima pagina c'è sulla Stampa l'allarme del Copasir, che era il vecchio comitato di controllo dei servizi segreti, con nuovo nome. In Italia 10 jihadisti, rischio di attentati. Il Copasir lancia l'allarme, sarebbero 10 gli estremisti islamici tornati in Italia per compiere attentati terroristici. Fino a pagina 7 abbiamo la questione del Quirinale. Abbiamo il patto del Nazareno che ci costa, dice Berlusconi, ma voteremo un presidente garante. Berlusconi apre la partita, cerca l'unità dei gruppi. Poi c'è la storia raccontata da Mattia Feltri, nero, donna, arbitro, alto profilo, ecco il Frankenstein per il Quirinale. La Prestigiacomo chiede sia un italiano per gli italiani. Questa oggettivamente è bella. Che caratteristiche deve avere, onorevole Prestigiacomo, il Presidente della Repubblica? Risposta: deve essere un italiano per gli italiani. È un profilo molto preciso. Il novennato del Presidente della Repubblica più politico è il titolo del pezzo di Antonella Rampino, sempre sulla Stampa. Croce e Einaudi, niente meno, come stella polare, l'obiettivo costante della stabilità, la missione delle riforme, i tanti attacchi ricevuti, cosa lascia Giorgio Napolitano. E io so per certo che quei 4 gatti di torinesi rimasti e piemontesi sanno, sono convinti esattamente che Giorgio Napolitano uguale Luigi Einaudi. È un'equazione perfetta, dico torinesi e piemontesi perché conoscono meglio la storia di Luigi Einaudi e gli scritti e le opere presumibilmente. Comunque, sempre dalla Stampa di oggi, uscito Charlie Hebdo con Maometto in copertina, il mondo islamico attacca. Ancora offese che infiammano l'estremismo. Sciiti e sunniti, racconta a pagina 9 della Stampa Maurizio Molinari, uniti nella rabbia, sacrilegio il disegno del profeta nella copertina di Charlie Hebdo, uscito ieri e riuscito oggi con il Fatto Quotidiano. Insulto, provocazione, atto di odio e di stupidità.
Nel mondo musulmano la rabbia per il nuovo numero di Charlie Hebdo accomuna sciiti e sunniti, ma vi sono anche eccezioni di tono diverso. A innescare le proteste la copertina del settimanale, perché ha una vignetta che mostra Maometto col piccolo cartello Je suis Charlie, e la raffigurazione del profeta è considerata dalla maggioranza grande dei commenti un insulto all'Islam. Il portavoce del Ministero degli Esteri dell'Iran, Marzieh Afkam, parla di provocazione contro tutti i musulmani che può infiammare l'estremismo, in sintonia col portavoce dell'Università egiziana di Al-Azhar, roccaforte sunnita. Nuoce alla coesistenza fra popoli e all'integrazione dei musulmani in Europa, è il giudizio di Al-Azhar. È una sintonia che colpisce perché tanto Teheran che Al-Azhar, il Cairo, Egitto, avevano condannato aspramente la strage. Dal Qatar, l'Unione degli Accademici Islamici, guidata dal fondamentalista Yusuf al-Qaradawi, colui di cui ha parlato ieri Magdi Cristiano Allam, il referente della Fratellanza Musulmana per tutta Europa, nonché telepredicatore molto noto, parla di attacco poco saggio al profeta, e anche al-Qaradawi registra un'insolita convergenza con gli acerrimi rivali sauditi che da Riyadh, con lo sceicco al-Ghamedi, prevedono nuovi problemi a seguito della decisione di irridere il profeta. Al-Qaeda nello Yemen sceglie questa atmosfera di unità fra i musulmani nel criticare Charlie Hebdo per rivendicare la strage di Parigi nella redazione del settimanale, e lo Stato islamico ISIS affida alla radio Al-Bayan il disprezzo per il nuovo atto di stupidità da parte di Charlie Hebdo. La condanna si riflette sui media, segue a raccontare Molinari. Continuano a provocare, titola il Giordano al-Dustur, vicino al governo. Violate tutte le linee rosse, è crociata antimusulmana, grida l'algerino Esh-Shuruk, mentre En-Nahar, vicino agli islamici, ribatte siamo tutti Maometto. A fare eccezione è il quotidiano turco Cumhuriyet, bastione del laicismo nazionale, che dedica 4 pagine alla pubblicazione delle vignette di Charlie Hebdo e vede 2 editorialisti ospitare nel proprio spazio la vignetta su Maometto. Siamo solidali con Charlie Hebdo perché anche noi abbiamo perso reporter in attentati, spiega il direttore Ufuk Kaziroes, che comunque ha scelto di non mettere la vignetta scandalo in prima pagina, scrive per La Stampa Maurizio Molinari. Intanto racconta Grazia Longo, sono tornati in Italia 10 jihadisti pronti a fare attentati. Secondo il Comitato parlamentare di controllo sui servizi segreti e sulla sicurezza, sono parte del gruppo dei 53 foreign fighters monitorati, cioè 53 che dall'Italia sono andati a combattere in Siria e Iraq e poi possono tornare o sono là. 10 sono tornati e potrebbero fare attentati. Mentre il Fatto esce con Charlie Hebdo e i condomini della redazione del Fatto hanno paura a Roma. Misure di sicurezza rafforzate fuori dalla redazione. I vicini di casa dicono quanti disagi, scrive La Stampa, che poi si occupa anche, cambiando argomento, di tagli alla sanità. Le regioni lasciano la scure del taglio in mano al governo, tanto chi se ne frega, l'ultimo anello della catena è sempre il cittadino. E ancora dalla Stampa di Torino, le cause civili sono troppo lente, in 10 anni risarciti 500 milioni di euro con un buco da 400 e insomma il ministro di giustizia e le tasche nostre di cittadini è alle prese coi danni della malagiustizia, possibile emorragia da 1 miliardo di euro, scrive La Stampa. Dalla Stampa però passiamo a Repubblica. Qui è da segnalare innanzitutto il racconto di Concita De Gregorio, naturalmente sull'addio di Napolitano. L'ultima firma, devo farla bene, devo farla proprio bene, ha detto il Presidente della Repubblica, come titola Repubblica, che ci riporta alle parole di Arrigo Levi sui presunti malanni del Presidente, il quale deve concentrarsi anche per fare la firma. È messo male, diciamolo pure. Lo deduciamo naturalmente, augurandogli peraltro perenne salute, mentre sempre dalla prima pagina di Repubblica Stefano Folli è commosso, è straziato dal dolore per l'addio del presidente Napolitano. Quanto è vuoto quel palazzo che peraltro è fatto di più di 1000 stanze, costa 5 volte la regina d'Inghilterra, il palazzo del Quirinale, però senza quest'uomo, senza Giorgio Napolitano, quel palazzo quanto è vuoto, scrive il notista politico che il Sole 24 Ore
ha scaricato con piacere a Repubblica, vale a dire Stefano Folli. Non lo dico io, l'ha detto il direttore del Sole 24 Ore, Roberto Napoletano, che ha fatto uno dei commenti più belli della storia del giornalismo recente. Per salutare Stefano Folli mi ha detto: guarda che quei pezzi lì io non li sopportavo più, queste tue analisi politiche vecchie, muffe, che odorano di naftalina, di vecchio, di roba che non serve a niente, io non ne potevo più. Tu eri un lascito della precedente direzione, meno male che te ne vai a Repubblica, gli ha scritto il direttore del Sole 24 Ore, perché proprio ci ha impestato l'aria qua. Era scritto così più o meno, voi traducendo questo era il concetto. Il direttore del Sole 24 Ore era felice come una Pasqua e ha scatenato anche il suo sarcasmo, incredibile ma vero, Roberto Napoletano, all'addio, celebrando l'addio, una specie di epicedio, diciamo così, del notista politico Stefano Folli, che se n'è andato a Repubblica e che scrive peraltro pezzi meravigliosi, va detto, perché leggendoli uno si tira su di morale mica poco. Sentite quanto è vuoto quel palazzo del Quirinale e le sue miliardi di stanze che costano miliardi di euro al contribuente italiano. L'uscita di scena di Giorgio Napolitano è percepita da molti, anche dai suoi critici, come un fatto storico. Non tanto perché priva di precedenti, quanto perché l'immagine dell'anziano signore che con molto decoro, sotto braccio alla moglie, lascia il Quirinale, porta con sé vari interrogativi, scrive Stefano Folli nella sua nota politica. Uno di questi interrogativi resterà senza risposta. Non sapremo mai se nella decisione del capo dello Stato di ritirarsi abbiano contato soltanto l'età e i malanni o anche l'amara constatazione che la classe politica nel suo insieme non riesce ad affrancarsi dai suoi vizi di fondo. In ogni caso, anche quelli che dicono meno male che se n'è andato gli rendono omaggio in modo indiretto. Riconoscono cioè che in tempi recenti nessuno come Napolitano, a parte il Renzi degli ultimi mesi, ha inciso così tanto nel dibattito pubblico, talché se se ne va, quanto è vuoto quel palazzo, come titola Repubblica in prima pagina. L'ultima firma di Napolitano l'abbiamo già detto, Concita De Gregorio, e poi c'è Grasso supplente, il quale dice, tutto bello tronchio e sicuro di sé, sento la responsabilità. Su Facebook sono spuntati oltre 200 commenti. Speriamo che il presidente sia lei. Si indaghi sulla famiglia e sugli amici, nonché sullo stesso Grasso. Per scoprire chi ha fatto questi 200 commenti, speriamo che il presidente sia lei, all'indirizzo di Pietro Grasso. La telefonata con Napolitano: ora non andrò in aula al Senato. E Repubblica la mette come notizia questa, ma vi rendete conto? Ah, però voltata pagina, si gode di nuovo e alla grande. C'è l'intervista di Concita Sannino, bravissima giornalista campana di Repubblica, bravissima davvero, alla fidanzata, la fidanzata con la F maiuscola, ovvero la signorina, per ora ancora signorina, Pascale di Coletta. Casini e Amato, ma sogno Anna Finocchiaro, come Umberto Bossi che ha detto Finocchiaro, beh insomma, dicono che è brava. Di Napolitano apprezzo solo che sia nato e cresciuto nella mia città, Napulè, e che sia legato alle sue sorti. Le sorti non sue di Napolitano, le sorti della città naturalmente di Napoli. È partenopeo come me, partenopeo e partenò, è un figlio illustre della città, uno che ha a cuore Napoli e soffre se le cose non vanno bene. Quello vorrei ricordare. Sentenzia Francesca Pascale. Sentenzia è il verbo che sceglie la cronista, l'intervistatrice Concita Sannino per Repubblica. Con una singolare riflessione sul presidente che verrà, la 29enne fidanzata di Silvio Berlusconi esce dal riserbo delle ultime settimane. Un periodo di inusuale sottrazione, neanche un servizio sulle riviste patinate o di gossip della casa editrice di famiglia. Un periodo che sembrava coincidere con la crisi definitiva tra Silvio e Francesca, un allontanamento temporaneo o definitivo, evento poi smentito da entrambi. Il resto dei 9 anni di Re Giorgio, un disastro secondo
Pascale. Lady Berlusconi respinge l'idea di un Veltroni o un Prodi al Quirinale, come il diavolo con l'acqua santa, dice Lady Berlusconi. Peccato che nessuno sia acqua santa, dice ancora Pascale. Poi snocciola i nomi: Letta, Casini, Amato, la triade da portare avanti. Presidente e coalizione hanno deciso così. E infine, a sorpresa, Anna Finocchiaro, dice la fidanzata di Berlusconi. A pagina 12 e a pagina 13 di Repubblica c'è poi l'intervista che abbiamo citato prima a Die Zeit, fatta dal direttore di Die Zeit, di origini italiane, Giovanni Di Lorenzo, al presidente della Eurotower, la Banca Centrale Europea, cioè Mario Draghi. L'euro è irreversibile, misure straordinarie da prendere adesso deve farle la Banca Centrale Europea, cioè comprare titoli di Stato. In poche parole, guai a perdere il coraggio e i tedeschi devono capire, dice Mario Draghi, il quale spiega a Die Zeit, Repubblica ripropone integralmente l'intervista, perché accompagnare la crescita con una politica monetaria espansiva, anche col ricorso a mezzi non convenzionali. Attenzione, perché mezzi non convenzionali uno pensa chissà cosa, no? È l'outright monetary transactions, Eurotower, bla bla bla. Il rischio della deflazione è maggiore di un anno fa, dice Draghi. La BCE non ha infinite possibilità di agire per riportare l'inflazione verso l'obiettivo del 2%. La Germania deve comprendere che la BCE ha un mandato europeo, che è quello della stabilità dei prezzi. Non siamo qui a provocare vantaggi a questo o a quel paese o a punire i contribuenti tedeschi. Tutti i membri del Consiglio vogliono adempiere al mandato, è sul come che ci sono le differenze. Poi parla anche della propria vita, della propria biografia. Mario Draghi, quando il direttore di Die Zeit diceva: lei è sempre stato il primo della classe. Non mi sono mai considerato il migliore, dice il modesto Draghi. Andavo a scuola solo perché mi ci mandavano. Ricordati che tieni famiglia. Dimettiti da lì, ricordati che tieni famiglia. È una delle frasi più celebri per noi, per chi l'ha ascoltata, per chi ha potuto sapere che lui l'ha pronunciata, per meglio dire. È una delle frasi più celebri di Mario Draghi, il quale si è rivolto così a Biagio Agnes, dicendogli in sostanza: sloggia dalla presidenza di Telecom Italia, perché dobbiamo metterci un uomo di Prodi e dobbiamo fare qualche affaruccio in Serbia e poi privatizzare, la privatizzazione del secolo. Quindi tu e quell'altro vecchione di Pascale ve ne andate fuori dalle scatole. Ricordati che tieni famiglia, disse Mario Draghi in ascensore dopo il colloquio di Biagio Agnes con l'allora ministro dell'economia Ciampi. Draghi a quell'epoca era direttore generale del Ministero del Tesoro. Lasciamo Draghi e le sue memorabili frasi: non mi sono mai considerato il migliore, andavo a scuola solo perché mi ci mandavano, ma soprattutto ricordati che tieni famiglia. Pensaci bene. Giriamo la pagina e andiamo invece ai fratelli Kouachi, visti sotto la redazione di Charlie Hebdo, ma la polizia trascurò la denuncia. Una denuncia con il numero di targa della macchina di Saïd Cherif Kouachi era stata presentata alla polizia di Parigi una decina di giorni prima della strage a Charlie Hebdo. Scrive Marco Mensurati da Parigi. È terribile sta notizia, ma nessuno l'ha presa in considerazione. E Charlie Hebdo era più che un obiettivo. Dal 2012 era stato indicato come un obiettivo ad altissima sensibilità. I fratelli Kouachi avevano effettuato un sopralluogo per familiarizzare coi posti che avrebbero dovuto assaltare. Erano andati in Rue Nicolas Apart, dove c'è la redazione di Charlie Hebdo, e parcheggiata l'auto avevano cominciato a chiedere scompostamente a tutti i passanti informazioni sulla redazione. Non sapevano dove fosse esattamente, come si è poi visto il giorno dell'assalto, quando inizialmente sbagliarono indirizzo. Un comportamento che ha insospettito qualcuna delle persone che si è rivolta alle forze dell'ordine. Come mai quella denuncia non ha avuto seguito, nonostante quella redazione fosse nota a tutto l'Occidente come uno degli obiettivi più sensibili d'Europa? La risposta forse arriverà quando il Ministero dell'Interno avrà fatto luce su questo caporetto dell'intelligence francese. E la svista sulla denuncia non è nemmeno la più grave di tutta questa storia. Alla Sécurité, dice l'inviato di Repubblica, raccontano un aneddoto. Risale alla notte dell'assalto di Montrouge, quello in cui è morta l'agente Clarissa Jean-Philippe, 25 anni. Nel blitz, Koulibaly aveva perso il passamontagna nero sul posto.
Poche ore dopo, arrivato il risultato del test sul DNA di quel reperto, il responsabile dell'inchiesta è caduto dalla sedia. Merda! Insieme al nome del terrorista, Hamedi Coulibaly, gli archivisti gli avevano mandato 2 fascicoli relativi. Erano alti 50 centimetri l'uno. Il primo proveniva dall'anticrimine, l'altro dall'antiterrorismo. La polizia, insomma, sapeva tutto di Coulibaly. In teoria, in pratica, Coulibaly era un fantasma. I servizi segreti, dice Alain Bauer, probabilmente il più preparato esperto di antiterrorismo in Francia, svolgono il loro lavoro in 3 fasi: analisi, comprensione e reazione. L'analisi è stata buona, reazione ottima, comprensione molto carente. Una carenza che li ha portati a ignorare Coulibaly, che poi si è rivelato la figura chiave, il capo, secondo gli inquirenti, di questa strana cellula terroristica. Adesso che tutto comincia ad essere chiaro, scrive ancora Repubblica, gli investigatori preferiscono chiamarla target group invece che cellula, gruppo di poche persone, di diversa provenienza, unite dall'obiettivo comune. Le armi usate nel supermercato kosher arrivate dal Belgio, scrive Repubblica, che poi si occupa anche dei combattenti in Italia. Ecco gli imam erranti che reclutano in Italia. C'è una lista di 12 pericolosi predicatori. Secondo gli investigatori hanno fatto molte tappe nel nord-est. Sono indottrinatori con grande seguito sui social network, con sermoni infuocati contro l'Occidente. Il più influente è un italo-australiano che ha postato una foto a San Pietro: distruggeremo il Vaticano. E sono insediati soprattutto nel nord Italia. Al sud ci sono le mafie che controllano meglio il territorio, per cui ribadiamo l'appello di ieri, cari amici indranghetisti in particolare, perché la criminalità calabrese ha mostrato segni di grandissima efficacia e di crescente efficacia negli ultimi anni. Cari amici indranghetisti all'ascolto, dateci una mano a noi poveri idioti del nord. Ci sono tante formule per acquistare un'auto, ma c'è un solo progetto valore Volkswagen. L'unica formula personalizzabile con 3 taglie di rata: small, medium o large. Così scegli se includere estensione della garanzia, manutenzione ordinaria o anche copertura assicurativa. Un esempio? Volkswagen Up con rata small da €109 al mese. E dopo 3 anni puoi sostituirla, restituirla o rifinanziarla. E solo a gennaio TAN 0 e TAG 287. Anticipo €1.800. Info su Volkswagen.it. Tutta la scelta del mondo e adesso anche il tasso zero. Cosa vuoi di più? Passa da MediaWorld dal 15 al 28 gennaio e approfitta del tasso zero in 10 rate. Informazioni in negozio, messaggio pubblicitario, TAN e TAG 0%, salvo approvazione Findomestic. MediaWorld. Voglio il mondo. Oh! Ci sono tanti O, ma uno solo è realmente nuovo. Il nuovo O da Opel. Nuova corsa Premium Class Innovations con Advanced Park Assist, parcheggia da sola, e Opel Eye che legge per te i segnali stradali. Finalmente tutti possono fare O sabato e domenica. Vuoi iniziare il nuovo anno in bellezza? Con Vichy ti conviene. Oggi in farmacia acquista 2 prodotti viso Vichy. Il secondo lo paghi la metà. Buono sconto del 50% applicato sul prezzo praticato dal rivenditore sul prodotto meno caro. Operazione a premi valida dal 7 gennaio al 28 febbraio 2015. Regolamento integrale su vichy.it. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, chiama il numero 02 66 23 44 22. Salve, sono Giovanna della Mondoflex. Mondoflex. Adesso su tutta la nostra produzione, saldi, saldi, saldi. Venite a trovarmi, vi aspetto. Mondoflex, retti e materassi. Mondoflex conviene sempre. A Treviolo, Melzo, Crema, Castelmella, Brescia e a Desenzano sul Garda. Missione possibile. Il trasloco della tranquillità. Se devi traslocare, la missione è possibile. Grillo Antonino Traslochi. Scopri tutti i nostri servizi su www.grilloantonino.it. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, chiama il numero 02 66 23 44 22. Che tempo farà? Le previsioni meteorologiche di Radio Padania Libera. A tutti buongiorno dal centro geofisico prealpino. Oggi soleggiato ancora in parte al mattino, poi aumento della copertura nuvolosa e in serata piogge. Neve oltre 1000-1200 metri.
Venerdì molto nuvoloso, coperto con piogge su tutta la regione, più intense sulla fascia prealpina, neve oltre 1000 metri. Sabato al mattino e anche nel primo pomeriggio molto nuvoloso con piogge e neve oltre 800-1000 metri. Nel pomeriggio asciutto con schiarita a partire da ovest. Tendenza domenica abbastanza soleggiato con temperature massime in aumento e asciutto. Lunedì nuovo aumento della copertura nuvolosa e possibili nevicate in serata. Con questo è tutto, vi saluto e vi auguro buona giornata. Che tempo farà? Le previsioni meteorologiche di Radio Padania Libera. Radio Padania legge Fallaci. Ogni sera alle ore 21 gli scritti di Oriana Fallaci per pensare ed alzare la testa. Abbiamo subito un'aggressione. Siamo in guerra. Il fatto che si svolga all'interno dei nostri confini significa che è un nuovo tipo di guerra, solo questo. Questi stronzi con le sciarpe in testa fanno quelle porcate al loro paese e poi ce le vengono a fare anche qui. La rabbia sta aumentando ogni giorno di più. Il Presidente oggi ha dichiarato: una delle nostre più importanti libertà è non essere schiavi della paura. Di noi perché immigrati noi conosce la legge. Violate la legge. Con quale accusa preferite essere arrestate? Droga? Rapimento? Prostituzione? Scegliete pure. Venite in questo paese, vi approfittate del sistema e poiché siamo tolleranti pensate che siamo deboli e indifesi. La vostra arroganza mi offende. La cosa certa è che qui bisogna reagire. Pensate di poter fare questo a me? Vi ritroverete tutti a giocare a basket nella prigione quando avrò finito con voi. A cucire le scarpe, 23 ore sotto chiave. Sono onnipotente in questo posto. Io vi muro tutti vivi, ma con chi cazzo credete di avere a che fare? Io comando qui. Voi ci vivete e basta. Sto per distruggere questo quartiere. King Kong non è un cazzo in confronto a me. Quando c'è degrado morale e gli uomini onesti non fanno nulla, il male si diffonde. Una società che non impara dal passato non ha futuro. Non dobbiamo mai dimenticare la nostra storia. Non dobbiamo mai abbassare la guardia. Questa generazione deve capire la differenza tra eroe negativo ed eroe positivo. Combattiamo per l'onore! Per il vostro futuro! Per i vostri figli! Per la vostra mortalità! Prima che questa battaglia sia finita, il mondo saprà che pochi tennero testa a molti. Radio Padania legge Fallaci. Ogni sera alle ore 21 gli scritti di Oriana Fallaci per pensare e alzare la testa. Torniamo a Repubblica con una notizia dalla pagina degli esteri della Gran Bretagna. Niente Peppa Pig né ogni altro personaggio del mondo suino per non offendere i bambini musulmani ed ebraici. Ebraici ce l'hanno messo per controbilanciare il fatto che l'iniziativa è dedicata esclusivamente ai musulmani, perché gli ebrei non si sono mai offesi di Peppa Pig o del porcello. Questo in sintesi significano le linee guida per gli autori niente meno che della Oxford University Press, fra i principali editori britannici di libri scolastici. Le indicazioni, rivelate dalla BBC, includono nel veto del maiale anche i derivati del maiale, cioè le salsicce e il bacon della classica colazione inglese. A questo punto però io ci metterei anche i pennelli fatti con le setole del maiale. Non si possono usare e non si possono pubblicizzare. L'editore ha precisato in una nota che i suoi libri arrivano in 150 paesi. Ci sono una serie di differenze culturali e di accorgimenti da prendere. Il deputato laburista musulmano Khalid Mahmood definisce del tutto insensata la scelta. Un portavoce del Jewish Leadership Council, ebraico, precisa che del maiale è vietato nutrirsi, ma non è affatto vietato nominarlo. Questa è la Oxford University Press. Stato di salute dell'Occidente e dell'Europa ottimo e della Gran Bretagna più che ottimo. Mentre tra i prof delle banlieue, racconta Daniele Mastro Giacomo sempre su Repubblica, c'è chi osserva, nelle nostre scuole c'è anche chi non piange e non è certo purtroppo una sorpresa. Nei quartieri a maggioranza musulmana, molti alunni francesi, o perlomeno in Francia, si sono ribellati al minuto di silenzio per le vittime, commentando: se la sono cercata quelli di Charlie Hebdo, un rifiuto che svela un paese diviso. Dicono gli insegnanti, se i crimini di questi assassini sono abominevoli, il fatto che parlassero francese con l'accento dei giovani delle banlieue è terribile. Questi assassini sono come i nostri studenti, quindi vale anche il viceversa. Ecco perché ci siamo sentiti
responsabili. C'è poi il racconto, sempre su Repubblica, del giornalista investigativo Léger, unico a non essere stato ucciso nella stanza di Charlie Hebdo in cui era in corso la riunione di redazione mercoledì 7 gennaio. È il superstite Laurent Léger. L'ultimo caffè, poi gli spari, così la barbarie è entrata a Charlie Hebdo. Scherzammo sui primi colpi, pensavamo che fossero dei petardi. A Ségolène Vincent dissero: non avere paura, non ti ucciderò, non uccidiamo le donne, ciò che fai è male, ti chiedo di leggere il Corano. Ma la psicoanalista Elsa Khayat l'hanno ammazzata perché lei era ebrea, la Khayat. Quando ho tutto finito ho messo la testa fuori, racconta Laurent Léger, il superstite, il sopravvissuto. C'era odore di polvere da sparo, ho cercato il cellulare per avvertire i soccorsi, l'avevo lasciato sul tavolo, era impregnato di sangue. Il racconto è di Anais Ginori, o meglio il colloquio di Anais Ginori per Repubblica. È terribile il racconto del testimone, del superstite alla strage. Mentre sempre da Repubblica, ma anche su Il Giornale, come vedremo tra poco, c'è l'anticipazione del romanzo che esce proprio oggi per l'editore italiano Bompiani di Michel Houellebecq. Francia, il tuo destino è la sottomissione al potere dell'Islam, così Repubblica sintetizza, virgolettando, l'anticipazione alle pagine 22 e 23 del romanzo dello scrittore francese travolto dalle polemiche, scrive Repubblica, dopo gli attentati di Parigi. Un racconto fantapolitico di come un governo musulmano impone in Francia nel 2022 un nuovo ordine sociale. Mi resi conto, scrive Houellebecq, che ero arrivato esattamente lì dove lui voleva portarmi, a una specie di dubbio generalizzato e alla sensazione che non ci fossero cose nuove o motivi per allarmarsi. Paralizzata dal suo antirazzismo costitutivo, fra mummie progressiste moribonde e sociologicamente esangui, ma rifugiate in cittadelle mediatiche, la sinistra era stata incapace di combatterlo. Scrive Houellebecq, tra l'altro, nel suo romanzo. Chiaramente non possiamo in questo momento riassumere ulteriormente, sono 2 paginone piene da leggere, insomma. E infine, sempre da Repubblica, passando a cose minime per la verità, ma sono citate da tutti i giornali di oggi, in cronaca milanese, il vitalizio dell'assessore alla casa della giunta Pisapia a Milano, Daniela Benelli, imbarazza il suo partito. Ha fatto ricorso al TAR, non è piaciuta al suo partito, SEL innanzitutto. Nel pomeriggio la coordinatrice del partito invita l'assessore Benelli a riconsiderare una pur legittima scelta individuale non in linea con Sinistra, Ecologia e Libertà. Il privato è pubblico, dice la coordinatrice di SEL. Tra i colleghi, fino al sindaco, che da 2 anni ha livellato il suo stipendio a quello degli assessori, 71.000 euro lordi all'anno, il clima non è migliore. La linea è quella di non chiederle direttamente un passo indietro, la questione riguarda il suo passato in Regione Lombardia. Insomma, la Benelli, assessore di Pisapia, è una di quegli ex consiglieri regionali che hanno fatto ricorso al TAR contro il taglio del 10% del loro vitalizio da consigliere regionale. Lasciamo Repubblica e andiamo velocemente al Quotidiano Nazionale, Giorno Nazione, Resto del Carlino. Qui si segnala dalla pagina economica l'articolo di Elena Comelli sulla Russia che sfida l'Europa, portiamo il gas in Turchia, mentre Standard & Poor's vuole declassare a spazzatura il rating di Mosca. Dal Giorno poi in cronaca milanese, però vi segnalo rapidamente 3 articoli. Da Melegnano il primo, indicativo dello stato dei comuni lombardi, di molti comuni lombardi, città al collasso per il numero di immigrati. In arrivo in Lombardia altri 3.000 persone ed è polemica. Il sindaco di Melegnano dice il governo sta scaricando l'accoglienza sui comuni. Dopodiché il Giorno, sempre in cronaca lombarda, dedica 2 pagine alle indagini sul terrorismo islamico. Telecamere, microspie, un dossier statunitense che svela il caso di Desio. Siamo in piena Monza Brianza. Le etnie di fede musulmana sono seguite a vista, in questo caso dagli Stati Uniti. La polizia entra ogni 10 giorni nei negozi gestiti da immigrati provenienti dal Pakistan. Tutto iniziò 5 anni fa. Un rapporto di 200 pagine dell'Istituto Umanitario Open Society di New York. Con 2 moschee attive e vari negozi etnici, la comunità islamica di Desio è una delle maggiori. E poi ancora Kalashnikov, fucili e corsi di jihad, un viaggio nel lato oscuro, stavolta di internet. Comprare senza lasciare tracce, un esperto spiega
l'ultimo pericolo. Basta usare un software gratuito che rende anonima l'identità online. È Claudio Ferretti dell'Università Bicocca, docente di sicurezza informatica, a raccontare di come si possono procurare Kalashnikov, fucili, oltre che naturalmente corsi di guerra santa islamica su internet. Ma andiamo adesso al secolo XIX di Genova. Qui c'è da segnalare, tra le altre cose, pagina economica, l'articolo di Samuele Cafasso su un'altra delle questioni di questi tempi, naturalmente adesso cadute un po' in secondo piano per ciò che è accaduto a Parigi e non solo. Comunque si tratta del famoso TTIP, il Transatlantic Trade and Investment Partnership, l'accordo di libero scambio tra Stati Uniti e Unione Europea, a cui si lavora in segreto dal luglio del 2013 e che nelle intenzioni dei governi dovrebbe aumentare l'interscambio tra le due realtà, Stati Uniti ed Europa. Chi decide su eventuali controversie giudiziarie, sulle liti, è a rischio l'accordo di libero scambio, perché gli Stati Uniti chiedono di scavalcare i tribunali nazionali, ma l'opinione pubblica europea si oppone. La commissaria Malmström dice c'è scetticismo su questo TTIP. Vedremo che esito avrà. E per concludere, dal quotidiano genovese, la questione delle primarie del PD sotto indagine. È indagine sulle primarie anche a Certosa, prima Albenga, ora Genova Certosa. Ascoltato dalle forze dell'ordine il presidente di seggio, del PD naturalmente, che aveva denunciato 40 elettori sospetti, 40 siciliani arrivati in massa a votare al seggio di Certosa Genova. Chiesto l'elenco dei votanti, la Digos intanto indaga sulle minacce ricevute dal portavoce di Cofferati. Vediamo però a questo punto anche la prima pagina del Fatto Quotidiano, che riesce oggi con Charlie Hebdo. Tutti pazzi per Charlie, 3 milioni di copie vendute in Francia, tutta esaurita in Italia l'edizione con il Fatto Quotidiano. Oggi si replica in edicola. A centropagina però c'è Re Giorgio che ha abdicato, mentre Matteo e Berlusconi trafficano. I due Nazareni inciucciano sul falso in bilancio. Il Parlamento inizia a votare il successore di Napolitano il 29 gennaio. Nel Partito Democratico trattative e cene di dissidenti e renziani, tra i più gettonati Mattarella e Veltroni. Il premier elogia ancora Berlusconi, il Movimento 5 Stelle studia la provocazione col nome di Prodi e poi denuncia colpo di spugna del governo sui reati societari, identico alla legge vergogna fatta dal Caimano. A proposito di presidente, lacrime napolitane è il titolo dell'articolo di Marco Travaglio. Da una lacrima sul viso uno capisce molte cose, ma qui si esagera, è un'alluvione, un'inondazione, una cascata, un diluvio. Peggio dei funerali di Stalin, di Mao, di Kim Il-sung, peggio dell'attentato a Togliatti. Facce da urlo di Munch assistono attonite e sconvolte all'imprevedibile dipartita, fingendo di averla scoperta ieri mattina. L'abdicazione di Re Giorgio I e II di Borbone, che per fortuna è vivo e vegeto, e mica trasvola a Cascais, trasloca di 360 metri, dal Quirinale in via dei Serpenti, nel rione Monti, potenza della toponomastica, Monti come Mario. Abbiamo sempre detto che il momento migliore della sua presidenza sarebbe stato quello delle dimissioni, così è stato, scrive Travaglio. Napolitano ci ha lasciati senza fanfare, trombette e rulli di tamburi, con una cerimonia sobria e a ciglio asciutto, ma si è scordato durante gli onori militari di dare il riposo alle lingue felpate dei suoi corazzieri, turiferari e laudatori e alle loro ghiandole lacrimali e salivari, che in mancanza di contrordini hanno continuato a secernere freneticamente. Resta con noi, non ci lasciar. Salve Re Giorgio, a te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Matteo Renzi si scioglie come il sangue di San Gennaro, twitta con l'hashtag grazie Presidente. In questo momento la figura di Napolitano deve richiedere gratitudine, emozione, commozione per il lavoro svolto. Piange a dirotto Laura Boldrini, novella Madonna di Civitavecchia, dinanzi al venir meno del fondamentale riferimento, dice. Sgocciola come vite tagliata Piero Grasso, che rischia di inciampare nelle sue proprie lacrime nel tragitto da Palazzo Madama a Palazzo Giustiniani, dove sarà per ben 2 settimane il reggente, anzi l'autoreggente. Poi, dalle agenzie ai social network, è un'incontenibile tracimazione di liquidi che rende impossibile la raccolta differenziata con la separazione dell'umido dal secco, delle lacrime dalle bave e dalle salive.
allusiva a Anna Paola Concia, che twitta hashtag grazie Presidente Napolitano per tutto, anche per quel 17 maggio 2010 che organizzammo insieme e non dimenticherò. Bersani è fedele al suo alter ego di Crozza. Grazie Presidente, sempre con l'hashtag, twitta anche Bersani. Come si dice dalle mie parti, ci hai tenuti all'onor del mondo. Nunzia Di Girolamo invoca una figura autorevole che rappresenta tutti. Lei di autorevolezza se ne intende. Stava con Berlusconi, ora sta con Alfano. Andrea Sarubbi elogia in lui il busto ortopedico di un Parlamento tutto fratturato, scrive. Roberto Speranza, con un pensiero al proprio cervello, avverte una hashtag percezione di vuoto. E c'è da capirlo, scrive Tramaglio. Corrado Passera, già ministro di nessuno, esalta il presidente di tutti, scrive. Anzi, più che un presidente, una roccia in questi anni di bufere, ha detto Passera. Lo ha rincarato Franceschini. Tal Francesco Nicodemo prende a prestito tal Baruch Spinoza. Lo sforzo di fare bene a chi ci ama e si sforza di farci bene si chiama riconoscenza o gratitudine, twitta. Una volta sinceratosi che sia morto e non possa dirgliene quattro, naturalmente Spinoza. Il bosco dei salici piangenti è fitto e irrorato, ma non c'è niente da fare, quando gli scappa, gli scappa. La minzion d'onore spetta di diritto a Eugenio Scalfari. La minzion d'onore, scrive Travaglio, il quale Scalfari, vedovo inconsolabile, riscrive in 2 pagine di Repubblica la storia della Repubblica e dell'Europa intera, per consegnare alla storia il santino di San Giorgio, vergine e martire. Previo riferimento obbligatorio a Papa Francesco, Scalfari rivela che il giovine napolitano nel 1944 a Napoli era iscritto ai GUF, gruppi universitari fascisti, ma non perché fosse fascista, anzi era un antifascista senza partito di riferimento. Poi, quando fu proprio sicuro che il fascismo aveva perso, 6 mesi dopo la liberazione, aderì al PC, ma non perché fosse comunista, anzi il suo era un misto di marxismo, rivoluzione liberal gobettiana, liberal socialismo dei fratelli Rosselli e di giustizia e libertà. Resta da capire, commenta Travaglio, perché non entrò nel Partito d'Azione o nel PSI o nel PLI, che a quelle culture si ispiravano. E la rivolta d'Ungheria, schiacciata nel sangue dall'Armata Rossa nel 1956, Scalfari la sa lunga e scrive: Napolitano, per quanto ne so, rimase profondamente turbato da quella repressione. Talmente turbato, commenta Marco Travaglio, da pronunciare l'elogio ufficiale del PC alle truppe sovietiche, evitando nel cuore dell'Europa un focolaio di provocazioni, scrisse Napolitano, e disse: hanno contribuito in misura decisiva, oltre che ad impedire che l'Ungheria cadesse nel caos e nella controrivoluzione, non già a difendere solo gli interessi militari e strategici dell'Unione Sovietica, ma a salvare la pace del mondo. Così diceva Napolitano dell'invasione in Ungheria. Ma questo è meglio non dirlo, scrive Travaglio. Scalfari tralascia anche l'applauso di Napolitano al PQS, che espelle ed esilia Aleksandr Solzhenitsyn e passa rapidamente alla repressione sovietica della primavera di Praga nel 69. Lì, fa sapere Scalfari, Napolitano e tutti i miglioristi furono pubblicamente contro Mosca. Strano, perché proprio in quell'anno Napolitano è membro del comitato centrale che espelle i dissidenti del manifesto molto critici sui fatti di Cecoslovacchia. Un agile balzo e opla, eccoci a Berlinguer, di cui Napolitano fu il più duro oppositore, specie sulla questione morale, per non disturbare Craxi, ma anche questo non si dice. Il pezzo forte della geografia è la storia della rielezione di Sua Maestà nell'aprile 2013. Altre soluzioni non c'erano, scrive Scalfari, dopo il voto negativo contro Prodi. C'era Rodotà, ma non si dice. Il motivo è semplice, alcune riforme assai urgenti non erano state votate, scrive Scalfaro. E ti credo, commenta Travaglio, c'erano appena state le elezioni e non c'era ancora un governo. Il governo Renzi e l'interesse generale del paese avevano bisogno che quel percorso procedesse, scrive Scalfari. Per la verità, commenta Travaglio, Renzi era sindaco di Firenze e al governo c'era ancora Monti in prorogatio. Ma che sarà mai un anno in più o in meno di fronte alla storia? Enrico Letta è stato proprio rimosso da Scalfari. Si prega di cancellarne l'effigie dalle fotografie ufficiali, come ai tempi del baffone. E non basta, senza la rielezione di Napolitano, spiega Scalfari, ci sarebbero state nuove elezioni e la fine della legislatura.
e avrebbe dovuto utilizzare la fine della legislatura, e la fine della legislatura, scrive Scalfari, avrebbe dovuto utilizzare la legge esistente per volontà della Corte Costituzionale dopo l'annullamento del Porcellum, con un sistema proporzionale che avrebbe quasi certamente creato due diverse maggioranze tra Camera e Senato e quindi totale ingovernabilità. Peccato però, puntualizza Travaglio, che nell'aprile 2013 il Porcellum fosse più vivo che mai. La consulta lo cancellò solo 8 mesi dopo. La ricostruzione di Scalfari è terribile. È un infortunio terribile per un giornalista. Comunque, l'ultima perla, al netto del sobrio paragone con Sisifo, è sul padre dell'Europa unita. Napolitano, scrive Scalfari, la pensa come Altiero Spinelli, come De Gasperi, Adenauer e quegli statisti. Ma certo, come no, conclude Travaglio. Infatti negli anni 50 il suo PC si oppose a tutte le tappe dell'integrazione europea. Nel 57 votò contro la ratifica dei trattati di Roma, che istituivano CE e Euratom. Nel 78 Napolitano sparò contro l'ingresso dell'Italia nello SME, Sistema Monetario Europeo. Un'antemarcia a sua insaputa. Tutti errori che con modico ritardo di mezzo secolo Napolitano ha poi riconosciuto, ma è meglio non parlarne. Siamo tutti Charlie, ma così così. Je suis Charlie, ma solo lì e non qui. In casa d'altri, viva la satira e la libera critica al potere. In casa nostra, meglio non esagerare. Scherza coi santi, ma lascia stare i fanti e i regnanti, conclude Marco Travaglio. Sempre poi dal primo piano del Fatto Quotidiano, la storiaccia del papà di Renzi e dell'intera famiglia, raccontata poi in dettaglio a pagina 18 da Davide Vecchi. Papà Renzi, ora sono guai. Fondi ottenuti in modo irregolare. La Regione Toscana conferma, la CIL Post, la società di Renzi, famiglia, ha omesso comunicazioni, perdendo diritto al finanziamento. Pronti a denunciare, dice il presidente della Toscana Rossi, a prescindere dal nome. Donzelli di Forza d'Italia, che ha posto la questione, osserva: c'è chi per molto meno è stato condannato per truffa. Ora vigileremo che nessuna manina nasconda l'accaduto. Dal Fatto di oggi poi, a pagina 3, l'articolo di Marco Lillo che ci riporta invece alla questione di Charlie, tutti Charlie. Il boicottaggio dei furbetti della cosiddetta libera informazione in Italia e i tentativi maldestri di parte della nostra stampa di appropriarsi di parte del nuovo numero del periodico o di occultarne l'impatto mediatico. E sempre dal Fatto Quotidiano, Turchia, in tipografia arriva anche la polizia, le vignette di Charlie Hebdo controllate sul quotidiano Cumhuriyet che le ha pubblicate. Chi non mostra rispetto per i valori sacri dei musulmani, ha detto il vice premier turco Akdogan, pubblicando figure che si riferirebbero al profeta, sta provocando, mentre il Canard Enchaîné è il secondo obiettivo del jihad in Francia. Minacce via email, i redattori dicono mai avuto paura. E niente satira su Allah, siamo inglesi. A Londra le grandi catene non distribuiscono Charlie Hebdo per paura del boicottaggio dei dipendenti musulmani. Mentre Houellebecq ha detto che l'Islam non è violento. A una settimana dall'attentato a Charlie Hebdo, il libro, che sembrava dovesse polarizzare lo scontro col mondo islamico sotto missione, ha raggiunto 120.000 copie in libreria, lo conferma l'editore Flammarion. Oggi sarà disponibile anche in Italia. Un successo che travolge lo scrittore, ma Houellebecq ha deciso di assumere un atteggiamento più defilato. E sempre dal Fatto di oggi, i buchi nella rete di Valls, il primo ministro francese. L'articolo è di Laurent Léger. Per il Premier c'è stata una falla nel sistema antiterrorismo, ma chi ha organizzato i servizi segreti? Il governo, appunto. E sempre dal Fatto di oggi, il quarto uomo in fuga e la pista delle armi per l'attentato a Charlie Hebdo. Le pistole e i 2 Kalashnikov utilizzati negli attacchi di Parigi furono acquistati da Koulibaly in Belgio per meno di 5.000 euro. Il venditore si consegna alla polizia. Una settimana prima della strage sono stati visti aggirarsi i fratelli Kouachi vicino alla redazione. Con tanto di denuncia non è servito a niente, sebbene il settimanale fosse uno degli obiettivi più conosciuti d'Europa. E intanto gli imam si autoassolvono in Francia per gli attentati. Il vicepresidente del Consiglio francese del culto islamico, Kbibech, dice: noi non possiamo fare nulla, i giovani stanno più nelle strade che nelle moschee.
E per concludere, sempre dal fatto di oggi, gli strani segnali nascosti dietro al bambino che uccide, il piccolo ceceno presumibilmente o kazako che è stato diffuso nello spot dell'ISIS che va ad ammazzare 2 prigionieri russi. Il commento è di Furio Colombo: i media del califfato hanno fatto un passo avanti per dire occidentalizzateli finché volete, ma restano nostri, e così la sfida è stata lanciata. Chiudiamo dal Fatto Quotidiano con un'ultima segnalazione: le primarie liguri, sono 25 i casi al vaglio della procura. Obiettivo Albenga, dove la vincitrice Paita, renziana burlandiana, è arrivata al 90% dei consensi, ma come abbiamo visto si indaga anche a Genova città. Dopodiché il Fatto, nelle pagine di cultura, dedica 2 paginone intere, un'intervista di Malcolm Pagani a Enrico Mentana che compie 60 anni. Finalmente nessuno mi chiede più da che parte sto. Cairo, l'editore di La 7 dove Mentana lavora, magari fa cazzate, però mi lascia libero, dice Mentana. Eroe della libertà insieme all'editore. Un'occhiata adesso la diamo anche alla prima pagina di Italia Oggi. Tra poco parleremo con Domenico Cacopardo, che è autore del commento di prima pagina su Italia Oggi. Le dimissioni di Napolitano sono un imprevisto ostacolo per Renzi. Giorgio Napolitano si è dimesso, evento annunciato in modo discutibile, consegnando a Stefano Folli per il giorno del suo ingresso in Repubblica la notizia per il relativo scoop, e in qualche misura evento imprevedibile, vista la palese contraddizione con ciò che aveva detto il Presidente in occasione della rielezione. Più o meno, aveva detto Napolitano, me ne andrò se i partiti non metteranno in moto i processi di riforma. In realtà, commenta Cacopardo, dal 20 aprile del 2013 molte cose sono accadute e caratterizzano il secondo mandato del presidente Napolitano. Intanto l'accordo, scrive Cacopardo, tra sinistra e destra, i governi Letta e Renzi, e l'avvio, con l'arrivo di Renzi, di un processo di rinnovamento del ceto politico e di una serie di riforme. Certo, sui contenuti ci sarebbe molto da discutere. Alcune sono riforme solo di nome, ma il sistema si è comunque messo in movimento, sia pure in modo contraddittorio. In qualche modo, viste oggi, le dimissioni di Napolitano si rivelano un imprevisto ostacolo nel percorso di Matteo Renzi, che lo costringerà a una pesante pausa nell'azione di governo, col serio rischio di compromettere la sua carriera e quanto ottenuto finora. La palla non è solo nelle mani di Renzi, è anche nelle mani di Berlusconi, che avrà sì limitata autonomia, ma che pur sempre controlla una fetta di Parlamento. È nelle mani di Fitto, che con le sue manovre ha ottenuto un certo peso nella mischia. È nelle mani degli esuli del Movimento 5 Stelle. È nelle mani della minoranza PD, che può manovrare su varie sponde e acquistare un ruolo all'interno e all'esterno del suo perimetro. Non è nelle mani di Grillo finché sarà affetto da cretinismo parlamentare. Quanto ai fini che ognuno si propone, sono 3. Renzi vorrebbe un presidente disponibile, Berlusconi un presidente pronto a firmargli la grazia, gli altri un uomo di spessore che sia contropotere rispetto a Palazzo Chigi. Interrompiamo le trasmissioni per annunziarvi un'invenzione audace e lungimirante. Il telefono mobile. Questo futuristico apparecchio che da taschino traghetterà la vostra voce in ogni dove, annientando l'invalicabile muro della lontananza. Un giorno tutti avremo accesso alla tecnologia. Quel giorno è arrivato. Nuova Ibiza High-Tech con Seat Navi & Drive, completo di navi touch, Bluetooth e audio streaming a €9.550 e tasso zero. TAEC 314, salvo approvazione Seat Financial Services. Scoprila anche domenica e su seatitalia.it. Ci sono un tedesco, un giapponese e un italiano. Il tedesco sa scalare le montagne e attraversare le foreste. Il giapponese sa guardare i fiumi e torrenti impetuosi. L'italiano ha già fatto tutto questo e ora se ne sta comodo in città, perché sa fare una cosa meglio degli altri: parcheggiare! Panda Cross, il SUV tascabile. Fiat Panda. Oggi con la formula Eco-Free, Panda GPL Tua a €9.750 con clima, radio Bluetooth e ESC. Offerta valida fino al 31 gennaio. Salvo approvazione Sava. TAN 595 TAG 907. Info e condizioni su fiat.it.
A scuola di business. Oggi musica. Come accordare tecnologia, efficienza e convenienza con un'occasione imperdibile. Fino al 31 marzo con i furgoni Transporter e Caddy il pacchetto Tech and Sound è in omaggio. E da oggi gli strumenti giusti per il tuo lavoro sono ancora più accessibili. Per te finanziamento a TAN 0 e TAEG 2,39 e polizza furto e incendio per un anno gratuita. Questa sì che è musica. Volkswagen Veicoli Commerciali. La prima regola per lavorare bene. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, chiama il numero 02 66 23 44 22. Rieccoci in onda, come detto dovremmo essere in collegamento telefonico adesso con Domenico Cacopardo, che noi conosciamo in rassegna stampa come editorialista e commentatore di Italia Oggi, che è anche presidente di sezione del Consiglio di Stato, ha una lunga esperienza anche di attività governativa con diversi governi di diverso colore e anche autore di romanzi, come si può ben vedere dal sito cacopardo.it, che potete consultare anche su internet. Intanto buongiorno a Domenico Cacopardo. Buongiorno. Allora, io l'ho chiamata, ci siamo sentiti ieri per un articolo che è stato pubblicato ieri su Italia Oggi. Oggi lei si occupa in prima pagina della questione delle dimissioni di Napolitano, che sono un ostacolo, lei dice, imprevisto per il premier Matteo Renzi, il quale Renzi, lei scrive, coltiverebbe l'idea di portare al Quirinale Padoan. Qualche giornale oggi dice Visco, il governatore della Banca d'Italia, è spuntato quasi incredibilmente, direi, per l'opinione pubblica anche il nome di Mattarella, nonché di Veltroni, con un altro candidato che sembra essere piuttosto forte perché anche vicino a Berlusconi, storicamente parlando. In ogni caso, questo è il tema di oggi. Invece io l'ho chiamata per discutere di un altro tema del quale lei si è occupato ieri, alla luce delle stragi di Parigi e della questione del terrorismo islamico. Intanto lei scrive nell'articolo di ieri che è scattato in Italia in particolar modo ma non solo in Italia, per la verità, il benaltrismo, cioè abbiamo un fatto tragicamente chiaro, come la serie di 2 attentati a Parigi, e si comincia a distinguere, a cercare altrove le radici, le motivazioni, le cause, fino ad arrivare a scenari incredibili che però puntualmente sono comparsi fin dall'attacco alle Torri Gemelle nel 2001, quelli del complotto, dell'azione di servizi segreti o naturalmente degli ebrei, del sionismo internazionale. Thierry Messiaen in Francia è uno degli esponenti più tipici di questi complottisti o retroscenisti. Secondo lei perché scatta questa vocazione al benaltrismo o al complottismo? Prima di tutto è un processo psicologico normale. Quando uno ha il tumore si cerca una periprasi, il male, cioè è un elemento di rassicurazione psicologica a cui ognuno ricorre quando è il momento in determinate circostanze. E poi c'è anche un elemento di malafede, perché questo problema è stato trascurato in maniera clamorosa in Italia e in Europa, e quando ne emerge nella sua virulenza, nella sua drammaticità, ammetterne virulenza e drammaticità significa sconfessare se stessi, ammettere di fronte a tutti di essersi clamorosamente sbagliati e di aver sbagliato politiche, iniziative e quant'altro. Dopodiché lei nota nel suo articolo quelle che sono state, prende atto, diciamo, delle reazioni della comunità islamica francese in particolare, ma non solo. Alla fin fine c'è una comprensione verso le stragi, gli attentati, le uccisioni? Allora, facciamo una premessa che credo che non ci divida. Nessuno di noi non è anti-islamico o anti-arabo in via di principio. Anzi, la nostra tradizione europea è una tradizione di dialogo, di collaborazione, di partecipazione e di accoglienza in termini oggettivi. Quindi però è evidente, da quanto scrivono i giornali, che quello che è accaduto in Francia è stato salutato con espressioni di giubilo, non solo nelle carceri francesi, in tanti ambienti, ma stamattina, vedendo alcune interviste fatte per strada a Parigi,
c'erano manifestazioni di solidarietà nei confronti, tra virgolette, dei martiri o eroi che sono morti nell'attacco. Ma ci sono state manifestazioni di giubilo anche al Cairo, che è un luogo laico, perché c'è un governo coraggioso laico, però nel quale c'è un sostrato sunnita radicale. Ci sono state manifestazioni di giubilo, ci sono state in Tunisia, ci sono state in Algeria. Quindi, per ragioni che sarebbe lungo spiegare, c'è una sostanziale adesione all'azione anti-occidentale da parte di una gran parte dell'opinione pubblica islamica. E questo è un fatto, no? Uno che fa politica, che deve reggere la cosa pubblica, i fatti li deve registrare, poi può valutarli in un modo o in un altro, ma è un fatto. Così come lei scrive, è un fatto che non esista in ambito islamico, e non è contemplata dal testo base, dal testo principale, il Corano, quella distinzione che pure è stata introdotta dal cristianesimo, cioè date a Cesare quel che è di Cesare, a Dio quel che è di Dio, la separazione della sfera politica civile da quella religiosa, e questo è un altro fatto, no? Così come la questione della donna. Lei mette un accento anche su questo punto. La libertà della donna occidentale è una specie di ossessione che ricorre anche nei documenti dei gruppi integralisti, no? E questi sono tutti fatti da prendere in considerazione. Quanto all'aspetto politico dello jihadismo, il fatto di colpire la mente anche dei correligionari innanzitutto, portandoli sulla strada dell'obbedienza cieca, lei scrive che questo è un altro aspetto che ci riporta però all'interno del mondo islamico, ma il punto centrale del suo articolo di ieri ha a che fare con una questione di cui si discute molto in questi giorni, perché stanno venendo alla luce anche per i non esperti, quale sono io e credo la maggioranza di chi ci ascolta, i buchi di intelligence che hanno accompagnato questa vicenda delle stragi di Parigi. Oggi abbiamo letto, appena letto stamani sui giornali, che qualcuno aveva anche denunciato nei giorni precedenti la strage presso Charlie Hebdo, i due fratelli Kouachi con tanto di numero di targa dell'automobile, perché erano andati in giro piuttosto maldestramente a chiedere informazioni a tutti quelli che stavano nella via Nicolas Appart, dove ha sede Charlie Hebdo. Insomma, i due erano andati nei giorni precedenti a prendere informazioni, chiedevano a chiunque abitasse lì o passasse di lì informazioni su Charlie Hebdo, tanto che qualche cittadino insospettito, sapendo che Charlie Hebdo era un obiettivo, e lo sapevano tutti, non solo l'intelligence, ovviamente, è andato a denunciare alla polizia, ma non è successo nulla. Ebbene, lei dice qua dobbiamo prendere spunto da tutto questo per cercare di fare qualcosa di utile e finalmente in chiave europea, cioè di mettere in comune i servizi di intelligence e di renderli autonomi dal punto di vista operativo e a prescindere, fino a un certo punto, comunque con un certo grado di libertà rispetto allo strumento giudiziario, no? Perché non si fa secondo lei? E perché non si è già fatto? Allora, prima di tutto io le segnalo una cosa. 10 giorni fa, 15 giorni fa, Ali Echka, personaggio noto a tutta la polizia italiana, certo, attentatore del Papa, è arrivato tranquillamente in Italia e è andato in piazza San Pietro. Vero. Se avesse avuto una pistola o qualche complice avesse dato una pistola, avrebbe potuto rifare quello che aveva fatto tranquillamente. Quindi quando il ministro Alfano parla di massima allerta fa sbellicare dalle risate. Comunque, chiusa questa parentesi. Il punto, allora, i servizi segreti veri sono delle organizzazioni, dice la parola stessa, segrete, che operano nell'interesse dello Stato usando mezzi convenzionali e non convenzionali. Cioè i servizi segreti veri hanno anche la licenza di uccidere, parliamoci chiaro. Questo è il punto nodale, quindi debbono essere, se sono operativi, debbono essere operativi fino in fondo. Il problema giudiziario è diverso perché l'autorità giudiziaria persegue reati e l'omicidio commesso nell'interesse dello Stato è certificato dalla professionalità di chi si occupa di questa materia, non può entrare nella sfera giuridica. Lei pensi, immagina... Vedi il caso Abu Omar, no? Vedi il caso Abu Omar. Abu Omar è l'epifenomeno di un'ossessione che c'è in Italia, che è un anti-americanismo totale, per cui la rendition, con tutti i problemi che comporta, è stata perseguita
Dal punto di vista formale, forse è ineccepibile l'azione della magistratura. Dal punto di vista sostanziale pone tanti grossi dubbi, perché la rendition è stato un modo per sradicare alcuni elementi pericolosi per la società dal territorio occidentale, condurli in Oriente, in paesi, diciamo, tra virgolette amici, oppure portarli mettere in condizioni di raccontare quello che stavano combinando. Ecco, però mi pare di capire, Cacopardo, che in Italia, visto anche che ieri si sono incontrati i procuratori antimafia con il ministro dell'Interno e il ministro di Giustizia, e che da giorni si discute della creazione di una nuova procura nazionale antiterrorismo che può coincidere o meno con l'attuale antimafia. I magistrati chiedono che sia così, cioè che coincida più o meno con l'attuale antimafia. Però si è parlato anche di una nuova procura antiterrorismo, si vada verso una soluzione di stampo fondamentalmente giudiziario, invece che di potenziamento dell'intelligence nella chiave che lei diceva prima, o no? Dunque, qui adesso si vedrà. Prima di tutto consideriamo le cose per quelle che sono, nel bene e nel male. L'allargamento degli ambiti di competenza dell'antimafia è un'operazione di potere, perché chi si occupa di questi problemi intende ampliare la propria sfera di potere, estendendola al terrorismo. Sono due questioni diverse. Il terrorismo non è stato battuto dalla magistratura in Italia, è stato battuto da Carlo Alberto Dalla Chiesa, che ha usato metodi convenzionali e metodi non convenzionali. I magistrati hanno realizzato i processi nei confronti dei brigatisti. Quindi le due cose è evidente che la natura del terrorismo rende necessari strumenti diversi. Lo strumento dell'intelligence è contestuale, può usare l'infiltrazione, si infiltra, può usare la notizia per impedire o per mettere la persona che intende fare qualcosa in condizioni di non nuocere. E lei immagina che poi fanno il fonogramma o il rapporto all'autorità giudiziaria se arrestare o non arrestare Koulibaly, o diventa una missione impossibile. Lei però espone un giudizio critico sull'ipotesi di questa super procura nazionale antimafia che si occupasse anche di terrorismo islamico, e lo giudica un superpotere giudiziario magari anche privo di specializzazione. Comunque, uno dei problemi, se ci domandiamo perché ci sono tanti fallimenti nelle indagini per reati comuni, alcuni omicidi, sono situazioni paradossali, questo deriva dal fatto che l'attività investigativa è affidata al giudice, non più alla polizia. La polizia, le polizie, ne abbiamo, non so quanti ne abbiamo in Italia, hanno un know-how, una conoscenza delle cose diversa, una operatività. In passato c'era una separazione, il giudice interveniva subito dopo, quando erano emersi gli elementi di reato. Secondo quello che dicono gli esperti, c'è un'insufficiente specializzazione investigativa, non c'è una vocazione investigativa normalmente nei magistrati, c'è un tipo di vocazione diversa. E comunque, mai come in questo caso, bisogna che gli operativi abbiano la possibilità di operare in modo coerente con la loro professionalità. Ma l'unico modo perché si possa fare una cosa di questo genere in questo paese, in questo momento, con i condizionamenti che ci sono, è mettere in piedi uno strumento comunitario. Se si mette uno strumento, si mette a fattor comune, si fa un'intelligence europea, questo meccanismo sfugge al sistema italiano che lo conosciamo bene, che è fortemente influenzato da simpatie politiche di ognuno e quindi da pregiudizi, e quindi riusciremmo a realizzare uno strumento europeo idoneo ad affrontare il problema, anche perché metterebbe insieme tutte le informazioni che sono in questo momento si passano tra i servizi, ma non in maniera così automatica come sarebbe necessario.
La seconda cosa che va vista in prospettiva è che si parla della unificazione dei sistemi giudiziari, che per l'Italia sarebbe una svolta epocale, perché per la prima volta ci sarebbe la separazione tra pubblici ministeri e magistratura giudicante. Perché questo avviene in tutta Europa, quindi siamo gli unici, siamo anomali, ma come sempre la nostra anomalia non è un punto avanzato, è l'anomalia di chi è anomalo, perché nella fisiologia delle strutture giudiziarie il pubblico ministero è cosa diversa, è parte, non è il giudice, non fa parte dello stesso corpo del giudice giudicante. Quindi potrebbero essere due, diciamo così, effetti positivi di un eventuale processo di europeizzazione di queste questioni. Che non si realizzerà perché ci sono interessi. Alfano vuole ampliare le sue sfere di potere dopo il disastro di Mare Nostrum, vuole ampliare ancora le sue sfere. I giudici vogliono ampliare, l'antimafia vuole ampliare, si capisce che significa ampliare il potere di un organismo di questo genere. Significa persone, uomini, mezzi, risorse, mezzi, tutto questo potere, perché poi alla fine c'è questo. E si figuri se il nostro Presidente del Consiglio è disponibile a mettere a fattor comune l'orticello italiano su questo terreno. Quindi ci arrabatteremo come abbiamo fatto in passato. Ecco, sarebbe interessante qui aprire una parentesi su almeno se è possibile dare una valutazione di quello che è l'operato attuale e le conoscenze attuali di chi deve prevenire eventuali attentati, eventuali crimini, specialmente all'interno di quella galassia ribollente che è il mondo islamico in Italia. Non so se è possibile per il cittadino avere informazioni certe o se sia anche semplicemente giusto, cioè che lavoro stanno facendo coloro che devono prevenire crimini di questo tipo. È un punto di domanda. La mia conoscenza interna è estremamente limitata, anche perché devo dire questo, che Marco Migniti, che è il sottosegretario di servizio, è una persona competente, cauta e con una larga esperienza in questo genere di questioni, ed è quindi sicuramente un punto di riferimento significativo. L'ambasciatore Massolo, che è capo del coordinamento dei servizi segreti, è un'altra persona di qualità. Gli altri non li conosco, so solo che per esempio l'ex ISDE che adesso si chiama Agenzia in Sicurezza Interna, AISI, sì, aveva un ufficio molto importante che ha avuto un ruolo cruciale anche nella lotta al terrorismo e da ultimo in alcune vicende, che era l'ufficio analisi, che si occupava, siccome non c'è niente di segreto poi alla fine nelle comunicazioni tra questa gente, di analizzare tutto quello che emergeva sulla stampa in maniera diretta e indiretta, messaggi, tutto quello che si riusciva a sapere e fare delle proiezioni. Era stato l'ufficio che aveva segnalato la possibilità che Biagi fosse assassinato, come poi purtroppo si è verificato. E questo per le bene che ci sono nelle amministrazioni suscitò una reazione stizzita dagli uffici direttivi della polizia, allora che credo ci fosse De Gennaro, e quindi l'ufficio analisi, non appena all'AISI arrivò un collaboratore di De Gennaro, fu abolito. Adesso non so come fanno, onestamente non lo so. Sicuramente ci sarà qualcosa di diverso, però tutta quella squadra di persone che erano anni che lavorava in questa maniera certosina su documenti, su informazioni, su informatori, è stata spazzata via, come in fondo in Francia, perché in Francia i due servizi, Hollande i servizi antiterrorismo, i servizi di intelligence interna, erano a dipendenza del capo della polizia.
modificati, ne ha fatto uno solo alle dipendenze del Ministro degli Interni, e tutte le squadre di persone che da anni con le loro relazioni, i loro informatori sono stati mandati a casa o riportati nella gendarmeria o nella polizia ordinaria. E quindi in questa materia la continuità è essenziale, certo, perché immagino. Per costruirsi un informatore ci vogliono degli anni. Le dico solo un episodio divertente. Durante il governo Prodi 2006-2008, un deputato di Rifondazione, se non ricordo male, Turigliatto, che era membro della commissione di controllo parlamentare sui servizi del Copasir, sì, chiese che fossero forniti gli elenchi degli informatori dei servizi segreti italiani. Il governo in quel momento era orientato a darli, se non c'era un intervento di una serie di persone responsabili, il Copasir avrebbe avuto in mano l'elenco degli informatori dei servizi. Come distruggere una struttura? A distruggere anche delle persone, perché e degli individui, certo, sarebbero state esposte al ludibrio e alle certo, ritorsioni per dire il senso dello Stato, il senso delle questioni, della gravità delle questioni con cui ci veniamo a trovare. Come può paurosamente vacillare, diciamo così. L'ultima questione che le vorrei porre sulla scorta del suo articolo di ieri è relativa invece a un inciso che lei fa. Poi scrive: ne parleremo, quindi presumo che scriverà un altro articolo, però lei scrive: crescono le possibilità di un intervento in Libia e poi anche nel territorio dell'ISIS, dello Stato islamico. Allora, l'ISIS è vero, adesso non è chiaro se è partita la Clemenceau o la portaerei del Golfo. Una delle due portaerei è partita per il Golfo Persico e farà missioni, andrà a bombardare l'ISIS, il territorio dell'ISIS, che è una cosa, diciamo, tra virgolette, gradita al governo degli Stati Uniti e al governo francese, evidentemente, perché non comporta un vero e proprio rischio per gli operatori, per chi va a bombardare, infligge dei danni, salva la coscienza perché dimostra a tutti che si sta facendo qualcosa e contiene, tra virgolette, il fenomeno. Sulla Libia penso che succederà qualcosa, perché la Libia è la più vicina al territorio europeo ed è in ebollizione, e la Tunisia si è appena stabilizzata, ma non è stabilizzata del tutto. Se il movimento si espande in Tunisia, crolla tutto il fronte nord, perché poi c'è un effetto traslazione che può riguardare l'Algeria e il Marocco, quindi penso che alla fine qualche cosa succederà sulla Tunisia. Bene, io ringrazio Domenico Cacopardo, il cui articolo, peraltro su altro argomento, l'elezione del Presidente della Repubblica, potete leggere oggi in prima pagina su Italia Oggi, sul sito cacopardo.it, invece le altre informazioni relative al terzo versante, mi permetta di dire, della sua attività, quello di scrittore di romanzi. Ma dal Consiglio di Stato sono in pensione da qualche anno. Però sarebbe interessante, io lo chiedo così in diretta, visto che siamo quattro gatti naturalmente, sarebbe interessante trarre spunto dalla sua attività, dalla sua lunga attività anche all'interno dei governi di diverso colore degli ultimi non tanto di diverso anni. Colore, perché a dire il vero gli unici governi con cui non ho collaborato sono stati i governi del centrodestra di Berlusconi. Ecco, quindi diciamo a maggior ragione, non è a maggior ragione, comunque è un punto di vista interessante il suo, e sarebbe utile, diciamo, avere il confronto con l'attualità politica alla luce della sua esperienza. Quindi le chiedo se così ci risentiremo, insomma. Il problema è la mistificazione. Siamo abituati a un sistema anche informativo, mediatico, che è rivolto alla mistificazione. Tutto quello che collide, che è in contrasto con le nostre opinioni, viene rimosso e non viene nemmeno raccontato, e diventa difficile in questo paese avere un'informazione corretta. Bisogna ricorrere a forme alternative, a organismi, a entità che sono liberi da condizionamenti ideologici, che purtroppo rendono lei sfoglia i giornali tutte le mattine, sì, come li sfoglio io, ma non nota, salvo una
totale piattezza dell'informazione, perché c'è un'informazione omologata anche sulle questioni attuali del governo, di questo governo, il disastro europeo, le sciocchezze che ci vengono raccontate. Sì, qualcuno insinua, fa capire che il discorso di chiusura di Renzi è stata una cosa fallimentare, ridicola, un insulto per un paese di 60 milioni di abitanti come l'Italia. Però poi si va avanti e questo è uno degli elementi critici del nostro sistema democratico in questo momento. Italia Oggi è un quotidiano, per carità, non è paragonabile al Corriere della Sera o a Repubblica o al mainstream, come dicono gli anglofoni, però insomma è una palestra di libere opinioni, mi sembra piuttosto stimolante devo dire uno infatti delle fonti non dico principali, però una delle fonti più utili anche per la rassegna stampa nel mio piccolo. Comunque io ringrazio Domenico Cacopardo, grazie buon lavoro a risentirci. Abbiamo giusto il tempo adesso, 3 minuti, di dare un'occhiata alla prima pagina del giornale, che anch'esso pubblica anticipazioni e brani del romanzo di Michel Houellebecq, Sottomissione, che esce oggi in Italia, il caso editoriale dell'anno. Alcuni brani del romanzo che immagina la Francia islamizzata, titola il giornale. Pagina 14, 15 e 16 del giornale. La sottomissione all'impero musulmano del Mediterraneo. Esce oggi il libro di Houellebecq, il romanzo immagina, senza esporre il fianco ad accuse di, virgolette, islamofobia, una Francia governata da un presidente musulmano, Mohammed Ben Abbès. Siamo nel 2022. Per sbarrare la strada a Marine Le Pen, sia socialisti che centrodestra s'alleano con il neonato partito musulmano. Houellebecq descrive l'islamizzazione morbida della Francia, che accetta con sollievo di rinunciare alla libertà, che è l'eredità di un'epoca finita. Tutto è visto attraverso lo sguardo di François, professore alla Sorbona. Negli estratti delle pagine del giornale, l'ex funzionario dei servizi segreti Tanner, marito di una collega di François, spiega, non senza simpatia, i piani di Ben Abbas, che guarda al di là della Francia. Assistiamo all'islamizzazione della Sorbona e infine alla surreale pace che regna nella nuova Francia, dove disoccupazione e criminalità sono state sconfitte, ma le donne non lavorano più e molti ebrei sono partiti per Israele. La vera ambizione di Ben Abbès, il futuro presidente nel 2022 musulmano della Francia, è diventare a suo tempo il primo presidente eletto dell'Europa, di un'Europa allargata che includa i paesi del bacino mediterraneo. Il vero nemico dei musulmani, quello che temono e odiano più di qualsiasi altro, scrive Houellebecq, non è il cattolicesimo, è il secolarismo, la laicità, il materialismo ateo. Il presidente futuro islamico di Francia, Ben Abbès, procedeva senza errori, scrive Houellebecq. La conseguenza più immediata della sua elezione era stata il calo della delinquenza, un calo di proporzioni enormi. Nei quartieri più difficili si era ridotta addirittura a 1/10. E sempre dalla prima pagina del giornale facciamo solo cenno all'altro argomento. Brutto presagio, un pubblico ministero presidente, titola il giornale. Napolitano trasloca tutti i poteri all'ex magistrato Pietro Grasso, che trama per farsi eleggere e coronare il sogno dei manettari d'Italia. Ci sarebbe anche da sottolineare il surrealismo spinto di Silvio Berlusconi, detto simpaticamente naturalmente. Sondaggi in risalita, scrive il giornale. È ancora fermo ai box ma è pronto a rientrare in pista. Berlusconi scalpita per la conclusione del periodo di servizi sociali e lancia la sfida. Il patto del Nazareno sulle riforme ci costa, ha detto ieri Berlusconi, ma i sondaggi ci sorridono e a marzo torno in campo io, che pensi mi. Il leader di Forza Italia ha poi tuonato contro il tentativo della sinistra di egemonizzare le alte cariche. Abbiamo un governo di sinistra, non possiamo avere anche un capo dello Stato di sinistra. E poi ha donato 20.000 euro a una pensionata in difficoltà. Su una Toyota Hybrid ci sono cantanti stonati e cantanti esagerati. Cosa hanno in comune? Sono tutti felici. Con Paper Drive, gamma Toyota Hybrid e tua da 150 euro al mese con 4 anni di manutenzione e garanzia. TAG 634.